che si parte questo lunedì, speriamo sia un lunedì 17, anche se il numero a tanti non piace, invece la Mirella piace tanto questo numero, non vedevo l'ora che arrivasse con la settimana che ho avuto di lutti, tragedie incredibili, perciò spero che lunedì 17 invece a Mirella e a tutti voi porti fortuna. E vi presento subito gli ospiti di questa mattina, sono due graditissimi ospiti, ma dopo ne avremo anche un terzo, e saluto il capitano della squadra di basket Valerio Del Ben, poi spiegherà chi è questa squadra di basket, cosa fanno, ciao, perché sono qui questa mattina assieme a un altro grande, ed è Luca Romeo, ultima ruota del caro basket. Guarda, troppo forte, lui gira in ruote comunque, ecco. Sì, è diversamente agile, come piace a Mirella chiamare queste persone che si muovono in maniera diversa ma vivono la nostra quotidianità. Siamo noi che dobbiamo capire di fare un passo in avanti e ascoltare e sentire queste persone cosa hanno da dire. Allora, capitano, partiamo proprio dal capitano. Cos'è questa squadra? Come vi muovete? Cosa fate? Come vedi i giovani? Chi sono i giovani che si avvicinano? Si potrebbe fare molto di più, a mio avviso, bisogna andarli a prendere però, perché sennò loro non arrivano. Prego, capitano. Allora, oggi parliamo di basket, che poi sia in carrozzina o a piedi, non cambia niente, è sempre basket. Noi lo facciamo con le ruote, è praticamente uguale, identico al basket in piedi. Sono piccole differenze. Io gioco ormai da 20 anni, quindi sono ormai un anziano di questo sport. E effettivamente c'è una mancanza di nuovi ingressi, c'è una mancanza di giovani che hanno voglia di provare, di far fatica, perché si tratta di far fatica nel basket in carrozzina. Bisogna fare allenamento, bisogna spingere, effettivamente ce n'è da lavorare. Allora, mettiamo anche le immagini intanto che il capitano spiega appunto cosa vuol dire la voglia, la passione di vivere la quotidianità sportiva. Ecco, perché questo è l'importante. Io sono vivo, io faccio quello che fai tu e ho la possibilità di farlo. Qui cosa stiamo vedendo, capitano? Qui noi abbiamo creato una squadra di basket in carrozzina a Salgareda, un paese piccolino, un paese dei nostri, con il solo scopo di far provare il basket in carrozzina a tutti, a qualunque tipo di disabilità. E ci siamo riusciti. Abbiamo creato la squadra l'anno scorso e in poco tempo siamo adesso in 15 persone, e non è poco. Non è poco aver raccolto 15 persone che hanno voglia di fare sport e che alcuni prima non potevano farlo. Perché? Perché appunto io faccio parte del sport WISP, che è sport italiano per tutti. Vuol dire che un normodotato può giocare, la donna può giocare e chiunque in carrozzina può giocare, e quindi può divertirsi. Allora, capitano, io adesso dico alla regia di preparare il video di Fulvio Marotto, che quando sarà pronto me lo diranno, perché se c'è la voglia di vincere è una sfida con se stessi. Io devo farcela, perché Fulvio Marotto, che poi vi farò vedere che fa parte del mio direttivo, è l'unico al mondo con la patente di moto. L'unico al mondo. È senza gambe, è senza mani, eppure lui riesce a fare qualsiasi cosa. E lui si fa anche le protesi, perché ha detto: come me le faccio io non me le fa nessuno. Certo. Lui era un carrozziere prima, e soprattutto quella cosa che io cerco di trasmettere anche con voi questa mattina è di far capire che se c'è la volontà di riuscire si può farcela. Guardiamo il video di Marotto e poi lo commentiamo.
Allora, capitano, cosa dice di questo uomo che sta cercando di dare proprio col proprio esempio, mettendosi anche a disposizione per far capire che se uno vuole, naturalmente che ci siano anche le possibilità, ci mancherebbe, però lui dice sempre, guarda Mirella che se uno vuole alzarsi dalla sedia a rotelle, se è convinto di farlo, con questo ce la farà. Capitano, cosa vuole dire a Fulvio? Allora, diciamo, che sicuramente poi la vedrà. Allora, sono curioso di conoscerlo, non conosco questo ragazzo, sono curioso di conoscerlo. Direi spettacolare il fatto che uno possa dimostrare, far vedere a tutti quanti che è bello muoversi, è bello farlo qualunque tipo di chiamiamolo handicap abbia, quindi non c'è una cosa che può bloccare. Scusa, Viafora, scusa, se vuole uscire un attimo intanto, poi rientra, grazie. Prego. Io in tanti anni, anch'io ho visto tante disabilità diverse e ho visto tanti ragazzi amputati, biamputati, triamputati che fanno ogni sorta di attività. Quindi invito tutti a conoscere chi fa sport o chi non si pone limiti. Cosa vuol dire non si pone limiti? Cosa vuol dire porsi un limite? È un limite psicologico? È un limite psicologico. È un limite di vergogna, di paura di non farcela? Qual è il limite, capitano? Di tutto. Esatto. Sentiamo anche l'altro ospite. Cosa vuoi dire, Luca Romeo? Sì, diciamo che il limite è che magari uno ha paura, la paura di uscire, di confrontarsi appunto con gli altri. Di essere giudicato? Di essere soprattutto anche giudicato, perché sei guardato in modo diverso dalle persone che comunque si sono, diciamo, normali, ecco, non sono nella tua stessa situazione e quindi ti guardano diversamente, magari non dall'alto al basso, ma sì, non ti calcolano. Romeo, sei mai sentito giudicato? Io sinceramente no, Vedi. perché appunto sì, non mi faccio problemi. Appunto ho conosciuto questo sport, basket in carrozzina, oltre ad aver provato tennis e nuoto, ecco, però col basket in carrozzina mi sono trovato molto bene, perché comunque è un gruppo, una squadra, e lì ti senti parte di una famiglia oltre che di una squadra, perché vedi le diverse disabilità, diversi problemi che hanno anche i tuoi compagni e quindi ti metti a confronto e riesci appunto ad andare avanti e affrontare la paura, il tuo problema che uno può avere, ecco, insieme agli altri. La squadra è vincente. Sì, la squadra è vincente. Ecco. Sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Sti ragazzi che sono qua, guarda che cosa mi insegnano gli altri. Bravi ragazzi, perché col vostro suo, con la vostra famiglia, mi insegnano gli altri che se sentimo, non mi sento inferiore agli altri, perché è a volontà e a forza che avete, l'impegno che mettete, dovresti essere premiati solo per quello, bravi, perché ti dirà, anche a me che stavo bene, vede persone come voi altri, che fa questo che facete, che credo a tutto, credo di essere buono a fare tutto, e mi sono detto, sa, non ho tanti pochi anni, e non carisate che mi fa male adesso. Comunque, vedendo gli altri, mi va i dolori. Cosa voglio dire? Che voi altri che avete bisogno non di essere qua Mirella che sia a divulgare queste robe, è lo Stato che deve dare la possibilità di essere presenti a tutto, di essere visti, perché noi tanta gente non lo sappiamo che esiste anche voi altri, perché se poco visibili dovrebbe essere lo Stato che mettesse a disposizione una somma, va bene, perché senz'altro
varie spese e vari problemi. E che vi mette in grado di voler fare queste robe che se buoni fare, che non tanti non hanno possibilità di farlo per dire. Va bene? E se è un vergognoso che non si interessiamo, che il popolo che sta bene non si interessa di queste robe, ma non solo con mostrarle, con aiutarle concretamente. Cari ragazzi, guarda, oggi mi avete una lezione di vita, ho imparato tanto da voi altri. Grazie ragazzi, andate avanti per la vostra strada, che è quella giusta, e tanti auguri per tutto quello che facete. Ho detto che venerdì, lunedì 17 porta bene, abbiamo aperto una bella telefonata di auguri. Romeo. Appunto, grazie sì, di tutto, anzi fa piacere, ecco, sentire questi incoraggiamenti, ecco, aiuta ad andare avanti e affrontare ancora con più voglia, appunto, il problema, tra virgolette, che sia risolvibile. Sì, perché tanto come dice, si risolve, ecco. Bisogna anche capire che avete anche bisogno di supporto, perché giustamente ci sono dei costi anche di trasferte, di cose, cambiare delle ruote, tutte queste cose qua che qualcuno dovrebbe veramente capire, perché io sono dell'idea che i soldi vanno un po' distribuiti equamente, non dell'amico, il più visibile, il più, ma io cito sempre quel contributo della regione di 250.000 euro a una dama, ecco, dove una donna che ha problemi si è indignata, ha detto cos'è sta storia e gli altri dove sono? Cioè, mi sembra una cifra eccessiva, diceva questa donna che fa fatica ad arrivare a fine mese con un marito gravemente malato e 2 bambini, e dice com'è possibile dare questi soldi, e quello che abbiamo visto poi a Natale, i mercatini pagati e finanziati, e questo non va assolutamente bene. Però quello che volevo chiedere, Romeo, è i giovani, cosa sta succedendo? Come vedete voi questo problema che abbiamo con i giovani? Pochi, perché quelli bravi sono molto di più, si vedono meno ma ci sono, ma soprattutto capire come fare per arrivare a loro anche grazie alle discipline sportive. Io dico sempre, ma è possibile che con tutte le discipline che abbiamo ce ne sia una che a loro piacerebbe provare, iniziare, ma non poi provo e fugo, no, stai là un periodo, lo fai e poi decidi, perché sennò è troppo facile, una settimana, 10 giorni e poi no, non mi interessa, no, devi provare, perché il sacrificio si vede a medio e lungo termine e il risultato a lunghissimo termine. Prego Romeo, poi sentiamo il capitano. Sì, no, è vero, è un peccato, perché anche noi sì, che andiamo in giro per le scuole a far vedere il basket in carrozzina, far conoscere il basket in carrozzina, vediamo che molti bambini, sì, quando facciamo la domanda, classica domanda, fate sport, che sport fate? Ci sono molti bambini che rispondono niente, nessuno, sì, non facciamo niente. E lì è la maggioranza, sì, la maggioranza confronto a quelli che fanno sport. E anche noi appunto non riusciamo a capire come mai, sì, diciamo, loro che possono, perché non fare un qualsiasi, anche provare, vedere com'è, e poi dopo decidere appunto se continuare o cambiare sport, perché ce n'è di tantissimi sport. È inutile stare a casa a fare niente, a guardare cosa, la televisione o il telefonino, come adesso tutti col telefonino, e non fare appunto movimento, uscire, stare insieme agli altri, che è quello che poi è il bello, e muoversi, perché comunque stare bene, fare ginnastica. Però quello che voglio dire anche al capitano, io l'altro giorno sono andata a visitare un parco anche inclusivo, erano le 15:30, perciò un orario che secondo me dovrebbe essere stato pieno di bambini, anche perché messo su una zona dove c'erano case, palazzi, ed ero con l'assessore e osservavo sto parco completamente deserto. Ho guardato l'orologio, ho detto scusami assessore, ma a quest'ora dove sono i bambini, i ragazzini che dovrebbero essere qui a giocare? Guarda Mirella, hai fatto bene a osservare questo, perché non li vediamo mai, li vediamo sì alle 18 alle sera in fondo al parco che si fanno le canne, qualcuno di loro. Questo è il risultato di questo parco inclusivo. Allora io dico, se l'amministrazione è riuscita a mettere a disposizione anche questi attrezzi, queste giostrine e non solo, in una giornata come tante che abbiamo avuto fortunatamente anche con inverno molto mite, non riusciamo a capire che i ragazzi devono uscire, devono giocare, devono stare all'aria aperta, devono stare tra di loro, noi non andiamo da nessuna parte. Ma non sono
le giostrine. È il genitore che deve portare o deve stimolare il ragazzo a uscire. No, adesso vai fuori, esci, vai fuori e so dove ti trovo perché devi andare là a leggere, a fare quello che vuoi. Eppure non si riesce a fare. Cioè il genitore sente ma non ascolta. Il ragazzo, come dite voi, tanto sto a casa, ho il cellulare, ho tutti gli strumenti di ultima generazione che mi permettono di collegarmi col mondo, chi se ne frega del parco. Capitano, cosa possiamo fare per cercare invece proprio di incontrare questi ragazzi, ma di stimolarli, di intrigarli, che diventino protagonisti? Ecco cosa serve anche la giornata che faremo il 13 di aprile, domenica 13 di aprile, su questo parco meraviglioso del fiume Sile. Prego, capitano. Allora, io e anche Luca non credo che siamo anziani, però ci ricordiamo che da piccoli la cosa più bella era andare fuori casa, andare a giocare con gli amici, andavi al parco, andavi in strada, andavi ovunque. Oggi questo manca e effettivamente secondo me è un problema. Io capisco un genitore che dice faccio fatica a mollare mio figlio in mezzo al parco con tanti pericoli, tanta anche delinquenza o altro, però devi fare qualcosa, e i ragazzi ad oggi hanno tanti divertimenti da soli, in casa, in camera, effettivamente manca questa voglia di andare fuori e ci accorgiamo anche noi, nel nostro sport siamo sempre più vecchi, ma anche in altri sport, io conosco il mio di più, ma conosco anche tanti altri sport, e trovare giovani che hanno voglia in carrozzina ma anche in piedi diventa difficile. Ci sono tante squadre a cui manca il settore giovanile. Perché? Perché non c'è più, non so se è interesse, non so cosa c'è, ma tanta gente non fa più sport. Romeo, non è che viva però e vegeti molto bene, non vegeti, ma viva nel vero senso il calcio. Cioè qui si vede solo campi da calcio maschile, anche calcio femminile, calcio. Io ho una persona che fa baseball, anzi lui va anche nei parchi veramente, Giancarlo Rossi, che saluto con tutta la squadra, a cercare anche di recuperare quei ragazzi che stanno cercando di prendere dei percorsi molto pericolosi e lui non riesce a avere un campo per giocare il baseball perché sono tutti occupati dal calcio. Bravo Romeo, è un peccato. Ma io dico, ma è possibile che non si riesca a dividere questi campi, un colpo a te, perché proprio c'è questa chiusura, è occupato già dal calcio, poi li vedi giorni e giorni chiusi, perché non è che si allenano tutti i giorni, certo. Non è che tutte le domeniche siano occupati, perché non c'è la volontà invece di unire, di aiutare? Ecco, questo servirà il 13 di aprile e spero veramente che ci siate anche voi, naturalmente, se avete la disponibilità. Prego Romeo. Perché il calcio, non so, è lo sport che va alla maggioranza, sì, quello che è più seguito da tutti, soprattutto in Italia, e quindi danno più spazio al calcio, credendo o sperando appunto che magari più ragazzi comunque si vadano a fare quello sport, anche se appunto, come diceva bene lei, ci sono altri sport da provare, da fare e vedere come va, sì, perché è inutile mettere a disposizione tanti campi e poi dopo non ci sono ragazzi che vanno a fare lo sport, che mancano appunto i settori giovanili e quindi sì, non si ha una svolta in questo campo. Ma secondo me non è che qualcuno non gli interessa niente cercare anche, perché ho capito il calcio, ma siamo a binario unico, logico che c'è il calcio, binario unico. Allora io credo che tanti ragazzi non fanno alcuni tipi di sport perché non li conoscono. Esatto. Qui c'è la TV, ci sono i media che non fanno vedere perché non c'è ritorno economico, non fanno vedere alcuni tipi di sport. Io stesso tante tipologie le vedo a volte per sbaglio sul canale a pagamento, perché in TV vedi tantissimo calcio, pochissimo basket solo le fasi finali, pallavolo solo le fasi finali e tanti di sport sono veramente sconosciuti. E come fa un bambino a innamorarsi di uno sport se non lo vede? Sì. Sono d'accordo, o magari anche non inizia a praticarlo, a vedere se può piacere. Ma anche le scuole potrebbero far provare qualche sport diverso, perché su 10-20 che provano, uno lo fa, uno in una scuola, uno in un'altra, verrà fuori una squadra dopo. Ma se i bambini non
non possiamo sperare che imparino da soli guardando via internet. Sì. Quindi certo manca un modello proposto da chi può proporlo, quindi la TV. Allora andiamo a vedere anche anziani e basket a Montebelluna e poi commentiamo questo servizio. Un vero pomeriggio di sport con i giovani cestisti del Montebelluna Basket che hanno tirato a canestro insieme agli anziani della casa di riposo Umberto I, dove è stato ricreato un campetto di gioco. Una quarantina gli atleti, la maggior parte del settore giovanile, guidati dal presidente Oscar Lucati, che hanno incontrato gli ospiti del centro servizi, ma è stato il sindaco Adalberto Bordin a tirare i primi palloni. Bordin che ha sottolineato la bellezza e l'importanza di questo incontro tra generazioni. Ciò dimostra che non tutti i ragazzi sono come alcune persone li vogliono descrivere, ma sono dei ragazzi sani che si mettono in gioco a disposizione della comunità. Il centro di servizi è aperto al territorio e alla cittadinanza, all'interscambio, perché crediamo che il benessere dei nostri assistiti passi per la socializzazione e accogliere la cittadinanza, i residenti, le loro famiglie. E c'è stato anche un momento showtime da parte dei giovani atleti tra i 12 e i 21 anni che hanno dato spettacolo facendo roteare la palla su un dito solo o con altre dimostrazioni di abilità. Entusiasmo e sorrisi non solo da parte degli anziani, l'esperienza ha arricchito anche e soprattutto i ragazzi. Io gli ho ricordato anche che un domani non devono dimenticare questi momenti, ma riuscire a portare a casa anche i propri nonni, i propri bisnonni e quant'altro un momento di felicità, rimanendo assieme, stringendo la mano e possibilmente una carezza. Gli eventi sportivi all'Umberto I proseguiranno nei prossimi mesi con altre attività. A maggio la visita degli atleti del Montebelluna Volley per una vera partita nella struttura. In estate una dimostrazione di tiro con l'arco a cura dell'Archery Club Montebelluna e a settembre la tradizionale visita della delegazione dell'Associazione Palio di Montebelluna. Allora, capitano, intanto, come commentiamo questo servizio? Cosa ha visto? Come lo commenta? Allora, io credo che anche vedendo questo dobbiamo tornare al valore che ha lo sport. Lo sport è divertimento. A 5 anni, a 20 anni, a 60 anni lo sport deve essere divertimento. In TV ora passa l'idea che si fa sport per soldi. Si deve diventare il nuovo Sinner per diventare ricchi, per diventare i nuovi calciatori per diventare ricchi, avere donne, soldi. Invece lo sport è divertimento e appunto si fa a 6 anni, che i bambini si divertono da morire, si fa come noi con le difficoltà che abbiamo anche per recuperare carrozzine e altro che è un grosso scoglio da superare e lo fanno anche appunto chi ha più di 60, 70 e passa. Lo sport è divertimento. Allora Romeo, un'altra cosa importante da capire è come fare, come dice giustamente il capitano Valerio, intrigare questi ragazzi. Io sono convinta che dobbiamo fare questo. Andiamo nelle classi, ma non basta. Dopo bisogna uscire dalla classe, portarli a visitare, a fare squadra, a conoscere, a sbagliare, a cadere, certo, a imparare, a rialzarsi. Però nel momento che si rialzano ci vuole qualcuno che gli tende la mano, non c'è niente da fare, che da soli non ce la faranno. Però nel momento che cade, tu sei là, che lo prendi e dici non è un problema, riproviamo, ecco, questo ragazzo riprende fiducia, perché è questo che manca a tanti ragazzi, la fiducia in se stessi, essere giudicati, sei figlio di, hai quel problema, perché noi per le etichette siamo veramente i numeri uno, noi etichettare è facilissimo e questo fa molto male, specialmente sulle fragilità, questa certo, è la verità. Prego Romeo. Sì, lì appunto il problema anche dei genitori, sì, sono i primi a dover portare fuori diciamo, il bambino da casa e fargli provare, oltre appunto alla scuola che fa provare i diversi sport, mettere il bambino alla prova, fargli vedere cosa vuol dire, sì, entrare in qualsiasi tipo di sport, che sia rugby, che sia pallavolo, che sia basket, e vedere come reagisce, perché una volta che tu glielo fai provare, il bambino certo che è portato più a provare, a continuare, non a dire no basta, non voglio più farlo, oppure se lo dice prova altro sport, perché comunque di sport appunto come dicevamo prima ce n'è tantissimi che si possono fare e lì appunto
dipende anche secondo me soprattutto dal genitore che non invoglia, ecco, il proprio figlio a fare, a provare, ecco. Però, capitano Dalbè, bisogna anche dire che lo sport ha dei costi e se io come famiglia non riesco ad avere questa possibilità, tengo il figlio a casa. Chi è che viene a vedere se io ho la possibilità o non ho la possibilità? Ecco, secondo me non c'è una comunicazione anche tra scuola, famiglia e sociale, servizi sociali, nel senso che io l'ho detto a molti sindaci, voi dovete fare un censimento e di capire chi vive nel vostro territorio, perché abbiamo gli anziani soli, i ragazzini che non escono più di casa, cioè, lo sport che viene fatto da chi se lo può permettere. A scuola si inizia a fare dalla quinta elementare, perché prima, a parte qualche maestra poveretta all'asilo che si inventa il mondo pur di riuscire, ma è una questione di sensibilità, ma io non devo essere fortunato ad avere quella sensibilità, io devo avere quello che mi aspetta di diritto e crescere bene, conoscere. Ecco, secondo lei bisogna fare più squadra? Come fare per fare? A chi dobbiamo rivolgere per far capire che bisogna fare squadra assieme, capire cosa c'è, chi c'è nel territorio e come muoversi? Perché noi abbiamo le associazioni di volontariato, ma se ognuna, come dico tutte le mattine, speriamo che qualcosa cambi, fa il suo, poi se ne torna a casa, non andiamo da nessuna parte, perché tutta la squadra deve essere vincente. A cosa serve? Andiamo a vedere dove possiamo parare il colpo per il trasporto. Abbiamo volontari, associazioni di volontariato che hanno dei pulmini meravigliosi e sono chiuse il sabato e la domenica, perché anche loro, se non hanno i nominativi, dove vanno? Certo. Prego, capitano, quante cose si possono fare? Credo che qui si apre veramente il vaso di Pandora. Lo sport ha dei costi sia a livello individuale, e parliamo di scarpe, di vestiario, di altro, di trasporti, e portare un ragazzo a fare uno sport in palestra, se lavori non riesci a farlo, quindi magari lo tieni a casa perché non hai la possibilità. Avresti la voglia di farlo, ma non hai la possibilità di portarlo, né perché non puoi pagare uno, né perché non c'è nessuno che potrebbe venire. Quindi bisogna aiutare, sapere intanto chi potrebbe fare sport, bisogna avere le famiglie che vengono supportate sui costi anche di... Io so che i ragazzini quando vanno in palestra hanno un mensile da pagare, chi non può permetterselo non lo fa, quindi dovremmo aiutare, fare tanti piccoli aiuti. E aiuterebbe anche l'anziano che è a casa da solo, se sa di poter dare una mano e può fare del volontariato, lo fa volentieri. Però bisogna andarlo a prendere? Però bisogna andarlo a prendere, bisogna non ostacolarlo con burocrazia varia. Io mi ricordo uno al mio paese che mi diceva io vorrei fare del volontariato, ma nessuno mi viene a prendere a casa e quindi non posso farlo. Poi mi viene detto sei responsabile di troppe cose e io non me la sento di subirle io, quindi... Troppi ostacoli. Proprio Romeo, quanti ostacoli però si potranno superare se qualcuno riuscirà a capire, visto tutti gli uffici che abbiamo che si occupano di questo, perché non è che non abbiamo questi uffici dove rivolgerci, il problema è o sono chiusi o non riescono a capire il problema, o c'è il problema di essere giudicati nel momento che bussi a queste porte, perché chi sei, cosa fai, come mai sei qui, anche questo è un problema, ecco, avvicinarsi, perché non siamo neppure abituati a chiedere qualcosa, non ci hanno abituato così, questa è la realtà. Le persone che vengono da lontano sono abituate a chiedere perché sono abituati a chiedere, noi non eravamo abituati a chiedere, non avevamo i banchi alimentari, sì, c'era il prete, la parrocchia che aiutava qualche famiglia, ma non c'era un'emergenza, ecco, di questo tipo, anche se, diciamo la verità, c'è il problema che a mio avviso la povertà di una volta era diversa dalla povertà di adesso. Una volta si era nati poveri e si è fatto un percorso per riuscire ad avere almeno le basi. Il problema è che non eravamo poveri, si stava anche bene e si è diventati poveri, perché abbiamo gli stipendi che non permettono più di arrivare neppure alla fine del mese, pensioni da fame, affitti incredibili, cioè è veramente un problema grande. Romeo, poi sentiamo Dalbè e poi andiamo a sentire un altro ospite. Su quello sì, non si sa, sono appunto andare a prendere, fare queste associazioni sono nascoste, dove sono? Non le troviamo. Perché i ragazzi ci sono, e quello è strano, ecco, e quindi non vedere bambini che sono a casa che non fanno sport, ok, è vero che sono costi, è
e sono anche alti magari da sostenere per diverse famiglie, però appunto agevolandoli si potrebbe magari vedere più bambini che affrontano queste difficoltà, o anche famiglie che affrontano queste difficoltà. Sì, ma se io mi trovo questo parco inclusivo anche recintato, in mezzo a palazzoni e case, e dove tutto è gratuito, perché anche là i bambini possono giocare, possono muoversi, e muoversi vuol dire veramente è fondamentale, visto l'obesità che abbiamo, perché mangiano anche male i bambini, poi ne parleremo anche con un pediatra. È il problema che da soli non escono questi ragazzi, appunto. È là il grande problema, perché se non li portano c'è qualcuno che veramente, i genitori lavorano, loro sono chiusi in casa e magari i genitori dicono guarda non uscire finché non arrivo io, poi magari escono alle 6 di sera e sentiamo cosa ha detto, abbiamo sentito cosa ha detto l'assessore, diventa un problema. Capitano. Allora io posso dirti che noi l'anno scorso abbiamo fatto una riunione con tutti gli assistenti sociali, come polisportiva, con tutti gli assistenti sociali del territorio, e eravamo in tanti, c'era anche Luca, eravamo in tanti, perché c'erano circa 20-25 assistenti sociali. Abbiamo chiesto, non vogliamo i nomi, ma ci dite quanti ragazzi con una disabilità qualunque avete tra i vostri comuni. Ci hanno detto non lo sappiamo. Com'è possibile che i sociali non sappiano chi ha difficoltà nel territorio? Magari non li conosci tutti per nome, ma devi sapere che ne hai 3, 4, 5 a cui puoi proporre qualcosa, puoi proporre di fare uno sport per uscire di casa, poi magari aiutarli anche lato economico, ma prima di sapere i nomi. Se non sai i nomi, e secondo me è inconcepibile che nessuno sappia. Mi hanno detto rivolgiti all'ospedale. Ma come all'ospedale? Io non posso andare in ospedale e chiedere i nomi, giustamente non lo faranno mai. Ma gli assistenti sociali devono sapere chi è che ha delle difficoltà nel paese. E siamo rimasti abbastanza allibiti, io, Luca e anche il nostro presidente. E da lì, come ne esci da lì? Appunto, come ne esce? Siamo qua appunto per parlarne, capitano, perché bisognerà pur che usciamo da qui in qualche maniera, qualcuno dovrà pure ascoltare che se sono negli uffici sempre chiusi e non sanno chi ha dietro l'angolo, chi c'è che ha bisogno e non ci danno il nome, noi non arriveremo mai a queste persone e non le coinvolgeremo mai. Marianna da Camisano, vai Marianna. Oh, alleluia, carissima signora nonché cavaliere. Allora, piccolo dettaglio, mi sovezza. Ci tengo alla gioventù, anche se non mi piace tanto, in parte a me fa anche peccato. Posso parlare dialetto? Certo. Oh, alleluia. Volevo dire semplicemente, da alcuni anni in parrocchia offro dei soldi per come si chiama? I campeggi per la gioventù dei ragazzi. Non conosco nessuno perché sono un eremita, non mi interessa a chi che tocca, non me ne importa, ma ogni volta un'avventura ad abbordare il responsabile. Non si trova da nessuna parte, occasionalmente un passaparola così, te viene a sapere chi che è il responsabile. ACR si chiama, Azione Cattolica Ragazzi, in parole povere. E lì le offro un paio di opportunità, do 300 euro, una stupidaggine, ma per dire, ma se è possibile che ogni anno hai da fare il detective per cercare qualcuno responsabile, a poter dare sto cavolo di skate che qualcuno vada in vacanza? Fine del discorso, il referente è importante anche, soprattutto, a livello parrocchiale. Buongiorno a voi. Cara la nostra Marianna, una persona che aiuta molto. Ecco, avete sentito, nonostante voglio aiutare, faccio fatica a trovare il referente perché devo confrontarmi con il referente, devo capire, e io ringrazio sempre Marianna per queste donazioni che sono veramente donazioni fondamentali per aiutare specialmente le fragilità, perché anche il ragazzo che non può uscire, che non ce la fa, diventa fragile, perché diventa la depressione, la noia, e la noia è terribile. Ecco, Romeo, come chiudiamo con la telefonata di Marianna, poi andiamo in pubblicità. Sì, è vero, non sapendo a chi o con chi confrontarsi non è bello, perché non sai che fine fanno o dove vanno a finire o chi viene aiutato, ecco. E quindi è normale che i ragazzi appunto non sanno cosa fare, si trovano appunto
sempre più chiusi e hanno sempre più paura di uscire, di fare quello che sarebbe normale fare, ecco, quindi fare sport, divertirsi tutti assieme. Senti Luca Romeo, perché questo nome, ultima ruota del carro? Perché ultima ruota e non prima ruota? Perché sono uno degli ultimi arrivati nel gruppo di questa squadra Salgators, e quindi sì, mi è stato dato così l'ultima ruota del carro. Però ti senti una prima ruota? Sì, siamo tutti delle prime ruote, ecco. Non c'è l'ultimo, non c'è mai l'ultimo, perché comunque non ti senti mai un ultimo arrivato, anche se sei l'ultimo, perché è un gruppo e sei in una famiglia, ecco. Oltre che in una squadra sei in una famiglia, tutta l'età, ecco. Quindi non c'è un limite di età, perché c'è il ragazzo di 14 anni e l'anziano, tra virgolette, di 60 e passa anni. Quindi sì, non sei mai ultimo, perché ti fanno sentire a tuo agio e appunto ti confronti e ti diverti tantissimo. Ascolta, tanti genitori che ti stanno ascoltando, ma anche tanti nonni, che messaggio vuoi dare questa mattina prima di lasciare il posto a Viafora e rimane qui il capitano? Prego. Fate uscire questi bambini da casa, portateli in giro, andate a vedere sport, sì, andate a vedere anche noi per esempio, basket. Ad esempio perché questo fine settimana dove sarete? Adesso siamo a Padova, contro il CUS, e quindi sì, un palazzetto, ma comunque è sempre, non siamo all'aperto, siamo al chiuso in una palestra, ma però anche a vedere fa bene sia per l'adulto, anche per il bambino, per il ragazzino che vede uno sport diverso dagli altri o dalle classiche cose, appunto telefonino, la televisione a casa, e quindi sì, muoversi, ecco, è quello che conta. Poi fine settimana si vedrà. Capitano, come commentiamo la telefonata di Marianna di Camisano? Prima di tutto dico che è grave se a livello parrocchiale, quindi a livello paesano, non capisco chi è responsabile per fare una donazione. Se capita a livello parrocchiale, come possiamo pensare che vada meglio a livello comunale, a livello statale? E quindi direi molto grave, e ha fatto bene a segnalare questo problema. Direi, mi aggiungo a quello che diceva Luca prima, direi chi vuole fare sport e vorrebbe far fare il figlio sport e non ha possibilità economica o ha delle altre difficoltà, che si faccia avanti e ne parli con qualcuno del comune. Togliamoci la paura di chiedere aiuto. Esatto. Siamo una comunità, sia noi come squadra, una piccola comunità, ma anche come comune, come Stato, dobbiamo essere una squadra, una squadra tutti insieme. Se uno ha difficoltà deve chiedere aiuto. E questo è molto importante, non ci si deve vergognare, può capitare a chiunque momento anche di fragilità della famiglia, però se ci sono i supporti per essere aiutato, cerchiamo di uscire e di chiedere aiuto. Pubblicità. «20.000 domande di edilizia residenziale pubblica giacenti, ma solo 135 gli alloggi assegnati nel 2024, mentre 7.000 rimangono sfitti. Come pure sfitti sono in Veneto 400.000 appartamenti privati che i proprietari sono riluttanti a mettere a disposizione. Il tutto mentre cresce il segmento degli affitti brevi e delle locazioni turistiche, oltre 550.000 posti letto contro i 212.000 delle strutture alberghiere. È di fronte a questi numeri che CGIL Veneto e Sunia tornano a incalzare la regione. Non si può più minimizzare l'emergenza abitativa in atto, sbottano, che senza interventi programmati e investimenti rischia di aggravarsi ulteriormente. Noi pensiamo che sia necessario un intervento straordinario della regione, oltre che il piano nazionale casa di cui ancora non abbiamo notizie, per dare risposta alle migliaia e migliaia di famiglie, soprattutto giovani coppie, che fanno difficoltà a mettere su casa. Pensionati, lavoratori a basso reddito, stagionali, migranti, ma anche studenti, il problema colpisce migliaia di persone e per affrontarlo serve un piano strategico. Chiediamo che almeno l'1% del bilancio regionale sia destinato al recupero di tutta quanta l'edilizia residenziale pubblica, che oggi è in uno stato di degrado. Chiediamo che ci siano
progetti per gli studentati, chiediamo che ci sia un governo dei fitti che consenta alle persone di potervi accedere. Oggi i fitti sono inaccessibili per molte persone. Parlo di una regolamentazione dei fitti brevi, perché i fitti mordi e fuggi dedicati al turismo, oltre al fatto che sono diventati quasi il triplo delle disponibilità abitative nelle strutture, diciamo, alberghiere, hanno fatto lievitare i prezzi, rendendo il costo del fitto assolutamente impossibile per le persone normali, ecco. Uno dei problemi che oggi abbiamo in Veneto del mercato del lavoro è il tema casa, per chi deve trovare un nuovo lavoro e sta cercando il lavoro. Da questo punto di vista noi lo diciamo chiaramente, bisogna essere concreti e conseguenti a queste dichiarazioni, mettere le risorse come regione. Se Zaia è tanto innamorato delle grandi opere, oggi è arrivato il momento di fare una grande opera di carattere sociale sul tema casa, quindi edilizia popolare, rendere accessibile gli affitti e l'acquisto della casa per chi è già in difficoltà sotto il profilo lavorativo, ma ha la possibilità in qualche modo di costruire prospettive diverse per questa regione. Ed è con noi questa mattina Emilio Viafora, segretario regionale Sunia Veneto. Allora segretario, cosa ci racconta, com'è questa situazione? Perché in Italia è facile passare il cerino, non è colpa mia, è sempre colpa di qualcun altro, però la colpa deve essere anche individuata, perché c'è una colpa, non è possibile che noi abbiamo tutti questi appartamenti sfitti o perché non mi fido o perché gli affitti sono alti, però sono chiusi, questa è la verità. Di altri non se ne vedono, pochissimi, e le richieste sono tantissime. Prego segretario. Ma come dice lei giustamente, anzi ringrazio per la sensibilità, perché non è la prima volta che lei si occupa di questo problema, non c'è l'assunzione collettiva di una responsabilità, appunto, rispetto a quello che è la società attuale. Noi ci lamentiamo di alcune questioni, che c'è la denatalità, che i giovani fanno fatica a uscire di casa. Facciamo tutte queste considerazioni, però poi non mettiamo le persone nelle condizioni di avere un'abitazione. Manca un piano generale per abitare e significa avere misure che diano risposte a segmenti sociali che hanno esigenze diverse. Faccio un esempio. Abbiamo molti studenti fuori sede, che non sono solo che vengono da altre regioni, ma anche nel Veneto che vanno in altre regioni. Non abbiamo una politica per assicurare posti letto, per cui oramai una serie di famiglie che non sono benestanti non possono assicurare il diritto allo studio per i propri figli. Questo ha bloccato la mobilità sociale, per cui un professionista fa del figlio un professionista, un operaio non laureerà mai un proprio figlio. Poi abbiamo quelli che lavorano e che gli stipendi medi italiani non consentono di poter pagare, come avviene normalmente, 800, 900, 700 euro di fitto, perché poi a questo bisogna aggiungere le spese del riscaldamento, le spese del telefono, le spese della luce, e dunque non sono in grado di accedere lì. Ma sono troppo ricchi per poter fare anche la domanda per l'edilizia pubblica. E dunque siamo in una situazione veramente di emergenza. Ci sono le imprese che si lamentano che non trovano lavoratori che vengono qui a lavorare, e anche in molti settori pubblici, a partire dalla sanità, dalla scuola, non si muovono dal sud per venire qui a lavorare, perché non trovano alloggio, non trovano, e quando lo trovano, quello che guadagnano se ne va solo per abitare. Dunque abbiamo bisogno di una politica complessiva. Io non voglio scaricare su nessuno, ecco, non mi va. So solo una cosa: è stato presentato nelle settimane passate dalla Giunta regionale il cosiddetto piano casa. Doveva essere fatto il 20 perché era già scaduto, adesso si fa 4 anni di ritardo. Abbiamo scoperto... No, scusa, 4 anni di ritardo? Sì. No, lo dice, no, perché pensavo aver capito male, 4 anni, no, un anno, 4 anni di ritardo, perfetto. Abbiamo scoperto 2 cose. Prima, che i fondi destinati non sono stati nemmeno spesi. Adesso nel nuovo piano... Chi li doveva spendere questi soldi? Dovevano spendere le ATER, doveva la regione sollecitare i comuni a fare i progetti, cioè fare quello che normalmente si fa per quando si fanno opere pubbliche. Noi invece non si sono fatte le manutenzioni, vabbè, e siamo al paradosso che adesso viene presentato il nuovo piano per affrontare le questioni abitative, non ci sono risorse.
non si capiscono quali sono le priorità, poi si usano tante parole straniere che nascondono la realtà. Dobbiamo sviluppare il co-housing. Che cos'è il co-housing? È l'abitare insieme. Abitare insieme è una cosa complicata perché vanno accompagnate le persone, perché sono persone che a volte non si conoscono, ma deve essere accessibile. Dobbiamo sapere qual è il costo di questo co-housing, quanto si investe, poi si facciamo l'housing sociale. Cos'è l'housing sociale? È, come si chiama, una collaborazione pubblico-privato per mettere e fare appartamenti, affitti sostenibili per le persone. Ma noi non abbiamo notizie di tutto quanto questo, non c'è un confronto. L'assessore ha richiesto 50 volte di avere un confronto con i sindacati e gli inquilini. Quale assessore? L'assessore alla casa, mi pare che si chiami Corazzari, con i nomi mi confondo. Invece bisognerebbe dirgli i nomi, perché i nomi sono importanti. No, ma il ruolo che ricoprono via fora, cioè, sono loro che devono dare le risposte. No, ma infatti non è un fatto personale, perché penso che riguardi l'assessore, ma riguardi la politica complessiva della regione. E se noi non mettiamo almeno l'1% del bilancio, non recuperiamo l'edilizia residenziale pubblica e dunque dispendiamo un patrimonio che abbiamo costruito con i soldi nostri, non facciamo le manutenzioni, ci sono delle persone anziane che vivono all'ultimo piano, in palazzi senza ascensore, che non escono sono di casa, prigionieri in casa. Abbiamo delle situazioni gravi perché le manutenzioni, mancano servizi essenziali, ci sono molti appartamenti che non hanno nemmeno fatto gli adeguamenti, diciamo, alla nuova legislazione sull'impiantistica. Ci sono appartamenti ancora in cui c'è l'amianto, cioè non ci rendiamo conto che bisogna intervenire in maniera strutturale. Noi non chiediamo la luna, diciamo, siccome noi capiamo che non si può fare tutto quanto di un colpo, ma vogliamo destinare una risorsa certa che vada in direzione di queste politiche. Però spieghiamo un attimino, perché è molto interessante il discorso che fa il segretario via fora per quanto riguarda questa manutenzione, questi investimenti. Ma i soldi ci sono? Ma i soldi... Allora, io dico che bisogna scegliere nella vita. In tutte le cose, noi non è che fabbrichiamo soldi, ok? Però destiniamo risorse. Esatto. Dobbiamo avere una politica attenta a capire quali sono le priorità di quel momento, o di quella fase. Devi avere un'idea di come si compone la società. Faccio un esempio banale. Prima perché non esplodeva in maniera così fragorosa il problema dell'abitare? Perché avevamo una società tutto sommato statica. Io nascevo in Calabria, mi fermavo in Calabria, mio padre costruiva la casa, quella casa poi veniva a me, oppure oggi non è più così. C'è una mobilità, non è detto che io posso avere una casa qui, mio padre ha una casa qui, perché io lavoro a Milano. E devo trovare casa. E devo trovare casa. Non è più, le famiglie non sono più quelle di una volta. Quante sono le separazioni? Le persone che vivono sole, che prima erano, eccetera, eccetera, e hanno bisogno di avere un'abitazione. Ma sai via fora che ho avuto 2 associazioni molto importanti di Verona, i quali hanno detto che queste associazioni aiutano di notte e alla sera, vanno a portare coperte, cibo a queste persone che vivono in strada, che ci sono persone che lavorano, che non hanno più la casa e alla sera si ritrovano a dormire per strada perché non riescono a trovare un appartamento. Ma non è sempre che c'è qualcosa che non mi torna perché noi vediamo, allora, i soldi del PNRR che erano stati destinati al terzo settore, il terzo settore vuol dire 380 gradi e anche più, poi sono stati dirottati su delle cose che noi riusciamo ancora a far fatica a capire, ad esempio le case di comunità. Allora sono stati smantellati tantissimi ospedali che funzionavano per creare altre strutture che non possono funzionare perché mancano i numeri di medici, infermieri, e perciò noi abbiamo questo cemento preparato, pronto, abbiamo chiuso ospedali che funzionavano, che avevano anche il personale, per ritrovarci che questi fondi del PNRR sono stati investiti in maniera un po' così: intanto prendo i fondi, porto avanti questi progetti, li realizzo, ho capito, ma se io non riesco a entrare,
non ho il servizio della persona, oppure quel rappresentante medico che ha detto io faccio il mio lavoro di medico di famiglia, io non posso spostare i miei pazienti da una città e fare chilometri e chilometri perché io mi sposto per andare nella casa di comunità. Non funziona così, non può funzionare, l'ha detto qui. Ma cosa è successo via fuori allora? Ma perché noi abbiamo avuto una valanga di soldi, non riusciamo a spenderli tra l'altro e li spostiamo dove? Sulle grandi opere che danno risposte, come si chiama, alle grandi aziende, va bene, ma non riusciamo ad avere, come si chiama, una connessione tra l'intervento perché è uno sforzo che ha fatto anche l'Europa per darti tutti questi soldi, no? Mettere questi in relazione con una programmazione. Se io faccio una casa di comunità, devo sapere che ci devo mettere personale, ok? Dunque devo fare una politica regionale sulla sanità che significhi l'assunzione di nuovi medici, di nuovi operatori sanitari. Poi devo fare una politica dei trasporti, perché noi non solo abbiamo bisogno delle case di comunità, dovremmo avere anche gli ospedali di comunità, che sono completamente diversi, diciamo, da quelli del passato. La cittadella della salute, ad esempio, che abbiamo a Treviso. E poi dovremmo avere gli ospedali cosiddetti hub, per fare in modo che non ci sia questo sovraffollamento oramai soltanto nei pronti soccorso. Non riusciamo a fare una politica organica e dunque è come se si muovessero, come si chiama, più entità, ma ognuno senza intrecciarsi all'altra. Io trovo francamente, lo dico, vedendo non me ne frega assolutamente nulla, che diamo più spazio a che cosa? A eventi fieristici, alla promozione del cibo, che sono tutte cose belle, importanti, ma tra la salute, va bene, e promuove e fa spendere tanti soldi solo per, diciamo così, mangiare e bere. Per mangiare e bere forse, come si chiama, bisognerebbe fare delle politiche selezione, come fa ogni famiglia. Se a casa mia non si riesce a assicurare il pranzo, a mettere insieme il pranzo e la cena, è inutile che gli dico vatti a fare una vacanza, perché significa che sono un irresponsabile. E se mi devi indebitare, mi devi indebitare per fare un investimento sul futuro. Non posso indebitarmi per avere beni superflui. Il problema è che abbiamo smesso di pensare alle persone come cittadini e pensiamo ai cittadini come consumatori, per cui se consumi, va bene, tutto quanto è legato al Dio consumo, che significa, come si chiama, spendere. E chi è escluso da questo viene considerato uno scarto sociale. Senta via Fora, pensare male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca. Non è che però, diceva uno che conosciamo tutti, ma non è che forse molti soldi in tasca di pochi per un business che noi non conosciamo, perché poi funziona così, non c'è niente da fare, basta vedere anche le truffe che ci sono stati, gli indagati, perché ogni mattina noi ne vediamo una. Non è che forse ci vorrebbero anche più controlli e più trasparenza sui fondi pubblici, come essere spesi, perché li spendo, dove li spende, e fare qua dei referendum sui cittadini per capire se quell'opera che voglio fare è così strategica per il popolo italiano, perché qui si spendono barche di milioni e noi diciamo ma serviva proprio, sentiamo anche il capitano, serviva proprio quell'opera oppure abbiamo in questo momento che è veramente un momento drammatico, dei problemi da realizzare di altre cose, capitano? Ma io adesso parlo come cittadino, sì. Spesso ne parlo con la mia famiglia, con i miei amici, chiedendomi ma perché si continua a costruire case, appartamenti e ne vedi tanti di vuote? Di certo c'è un motivo, non so qual è il motivo vero, non lo so, ma perché continuare a costruire, allargare le città e avere case intere vuote? Secondo me questo bisognerebbe capirlo. Quindi c'è necessità di spendere soldi o forse costa meno fare il nuovo e lasciare abbandonato il vecchio? Non lo so. Via Fora. Guardi, tra l'altro la Regione Veneto avrebbe approvato una legge che dovrebbe portare al consumo solo zero. Cioè dunque, anche perché molti dei problemi che abbiamo dal punto di vista dell'alluvione, del clima, è determinato dal fatto che abbiamo una cementificazione. Siamo la regione che cementifica di più, nonostante questa legge. Okay? Non è vero che non si possa recuperare
grande parte di quel patrimonio, anzi darebbe più lavoro, specializzerebbe più professionalità, favorirebbe le ditte locali, le piccole ditte, determinerebbe un altro tipo di, come si chiama, di economia. Il problema è che si vogliono privilegiare che cosa? Investimenti, perché ci sono i grandi soci, i fondi di investimento, si fanno, come si chiama, in ragione di imprese più grandi che possono fare questa operazione. Per portarvi un esempio, io sono di origine calabrese, no? Io trovo assurdo che si possa pensare di non realizzare, perché non si realizzerà mai, di vincolare 13 miliardi per fare il ponte sullo stretto in una zona che è la più sismica d'Italia, okay? Che è la più pericolosa, che non assicurerà nessuna velocizzazione del trasporto, quando 13 miliardi servirebbero a mettere in sicurezza territori. Noi non abbiamo una politica che è in grado di pensare a come questo grande patrimonio che abbiamo lo valorizziamo. E stiamo facendo tante, scusi, sì, mi faccia finire un concetto che è importante. Il tempo è tiranno purtroppo. Hai citato una delle regioni italiane, la Calabria. Ma non è che quei cittadini calabresi vogliono tanto questo cambiamento, perché se poi quando vanno a votare ci ritroviamo che votano le persone, diciamo così, che ci sono candidate che hanno portato anche a quel problema che ha la Calabria, andiamo male, ma così succede un po' dappertutto, però là abbiamo un male veramente importante della Calabria, perché lo dicono i telegiornali, i giornali, cioè c'è qualcosa allora che non mi torna. Allora vuoi il cambiamento? Cambia, perché se continui a lamentarti ma non cambi... No, allora, lì intanto non l'ha chiesto nessuno il ponte, infatti c'è un movimento contro, non la vogliono quei sindaci, non la vogliono, anche perché rovina tutta quanta una parte della costa che è la più bella, ma non volevo parlare di questo, volevo dire che non abbiamo una scelta delle priorità. Faccio un altro esempio, noi stiamo facendo un danno anche ai possessori di abitazione, soprattutto piccoli, perché se tu, va bene, non hai più un mercato immobiliare, va bene, i prezzi sono diventati spaventosi, ok? Però quando vai a vendere tu non trovi più chi può comprare. Ci sono pochissimi oramai, perché la quantità di abitazione è superiore al fabbisogno che viene espresso. Però, sì, ma via fuori, allora io non riesco più a capire niente. Abbiamo visto anche questi terremoti ultimi sui Campi Flegrei. Cioè, qui hanno fatto le abitazioni. Questa è gente che abita sopra un vulcano che può dalla sera alla mattina far sparire tutto. Eppure la storia aveva insegnato, Pompei aveva insegnato. Capitano, cosa c'è che secondo lei qualcuno non ascolta? Chi se ne frega, non toccherà a me, ma toccherà a qualcun altro, e intanto, oppure io vado ad abitare là perché tanto non capiterà niente. Cioè dobbiamo tutti quanti essere un po' più responsabili nelle decisioni che prendiamo. Nadia, se no mi cade la linea, poi sentiamo il capitano. È caduta la linea, riprendiamo la linea con Nadia, capitano. Ma noi abbiamo un esempio più vicino a noi, che sono chi abita all'interno dell'argine del Piave. E dico, ma perché abitare ad oggi all'interno dell'argine del Piave? Che senso ha? Che senso ha? Ti costa meno? Probabilmente sì, però quanto pericolo c'è? Quanto pericolo c'è che il Piave viene su? Non è, il Piave deve venire su, l'argine è fatto lì apposta, perché costruire lì dentro? Lì quelle case lì vanno abbattute, secondo me, e spostato chi c'è lì dentro è spostato fuori in qualche modo. Quindi già noi partiamo dal nostro Piave che è qua, quindi sì, tante volte andiamo a costruire o a occupare troppo una zona. Ho amici che abitano a Genova, mi dicono Genova ad oggi è solo cemento, è chiaro che basta una piccola pioggia per rovinare tutto. Abbiamo problemi al centralino, non è colpa nostra, vediamo adesso se riusciamo, perché chiamate talmente in tanti che va in tilt, non è così semplice, però è anche vero, qua lo dico al capitano Valerio Del Ben, che se io nel momento che riesco ad avere libere quelle case che sono nell'argine del Piave, e invece di fermare tutto e eventualmente di eliminarle, le rimetto in vendita perché a prezzi anche molto vantaggiosi, e queste famiglie con un prezzo buono, ma una bella giornata di sole, oh, che posto meraviglioso che abito, senza pensare alle conseguenze che possono arrivare, perché l'amico è dietro, l'nemico è dietro l'angolo. Avete visto cosa è successo in Emilia Romagna e in Toscana? Cioè l'altro ieri anche qua non eravamo tanto felici. Cioè capisce che qualcosa non va, o non ascoltiamo
perché se io devo spendere anche pochi soldi, ma ho il problema che dove vado a spenderli sono a rischio, cioè anche no, Sì. anche no. E invece è così, Biafora, ma allora... Ma perché manca una programmazione che è pubblica? Perché dove si costruisce non lo decide il cittadino, lo decide la pubblica amministrazione, il comune. E quando si fanno i piani regolatori, i piani di zona, per sapere, bisognerebbe mettere dei vincoli, no? E farli rispettare. Noi invece abbiamo fatto sempre sanatorie. Noi facciamo deroghe, sanatorie, condoni. Noi siamo il paese, come si chiama, che condona. No. Poi quando succedono i disastri, tra l'altro chiamiamo tutti quanti a intervenire, va bene, pagando quei disastri, e non facciamo mai una politica che dica vabbè, ma forse conviene mettere prima degli argini, va bene, per evitare i disastri. Esatto. Noi siamo il paese dell'emergenza. Siamo i paesi dell'emergenza e ogni 2 minuti dichiariamo uno stato d'emergenza. Sì, ma anche l'assicurazione che queste imprese adesso devono fare per mettersi in sicurezza. Devo pagarsi Sì, ma tu mi metti a posto anche gli argini? Perché se io mi metto in sicurezza tu devi darmi anche la possibilità, anche perché le assicurazioni sono lievitate, costano carissime, e perciò per queste aziende già il problema che abbiamo di lavoro, cioè sono veramente, cioè deve sempre pagare scarpa grossa. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e quelli che sono in ascolto. Aspetta che parliamo in italiano, diciamo che anche il cittadino ci mette del suo comunque, ma abbondantemente. Mi sembra che nessuno qua faccia il proprio dovere di rispetto per tutto quello che ci circonda. Venendo al sodo, io non ho mai capito, nessuno, io per prima o molti o quasi tutti, vuole niente da nessuno, però l'organizzazione sì. Quindi come me, terzo piano senza ascensore, ormai anziana, semi-invalida, è chiaro che sono relegate in una prigione di 60 metri quadrati senza terrazze in mezzo al cemento. Questa è la mia vita. Allora, l'appartamentino è mio, fatto con tanto sudore, come quasi tutti, sacrifici, però non c'è la possibilità di avere qualcosa adatto alla mia disabilità, alla mia età, eccetera, eccetera. Perché? Questo e tante altre volte, questo quesito che l'ho fatto, ci sono un sacco di case coloniche qua intorno a Padova o anche quasi il centro di Padova che le vendono per 100.000, 80.000 euro, 600-700 metri quadrati di casa da mettere a posto. Quindi il comune dovrebbe solo stanziare momentaneamente i soldi e poi far pagare, non diciamo un affitto di 30 euro, il suo affitto regolare, oppure vendere questi mini appartamentini. Mi stai ascoltando? Sì, sì, benissimo Paola. No, dico così perché l'immagine è sparita da No, tranquilla, ci sono dei problemi, vai tranquilla. Tutto qua, ecco, perché senza tirar fuori niente dalla comunità, ma mettendo tutto poi sulle spalle dell'individuo, basta solo anticipare i soldi in modo che noi che non abbiamo commesso fatti, ma solo fatto una vita di sacrifici di volontariato, possiamo non essere messe in galera. L'ultima cosa che, se mi permetti di dire, a proposito di Villa Rodella, quella villa palladiana magnifica data in affitto a 30 euro, anzi specifico 32 euro al mese, è stato stipulato un affitto per 40 anni. Praticamente è stata data in regalo a questa associazione che non la mette a disposizione di nessuno se non a loro stessi per promuovere l'arte e la cultura. Visto che tu hai le possibilità, potremmo sentire, naturalmente messa nei colli qua a Rovolon, Teolo, una posizione, potremmo sentire il sindaco o questa associazione come è possibile dare in affitto una villa per 32 euro al mese. Grazie Paola, conosciamo la storia, sentiamo cosa dice Biafora, grazie della telefonata Paola. Allora, com'è possibile? Ci sono dei bandi, perché io avevo una persona sabato di un'associazione anche importante, dopo di noi, per mio figlio, che ha detto se io avessi saputo anch'io avrei potuto partecipare al bando. Come non si sanno di questi bandi, come vengono assegnati, qual è la trasparenza di queste cose? Chi può partecipare? Biafora. Ma io non conosco come si chiama la vicenda specifica, conosco soltanto un fatto, che non c'è
un'accessibilità garantita a tutti, cioè non si conoscono i bandi. Secondo me vengono costruiti molto, come diceva lei, a volte si pecca, però ci coglie, si ci azzecca, e vengono costruiti già avendo deciso chi sarà il destinatario. Io penso che questi problemi della trasparenza amministrativa, dell'accessibilità dei soggetti ad avere tutti quanti un'informazione precisa, sia un elemento di ricchezza e di democrazia, perché tu tra l'altro così veramente puoi selezionare. C'è di più, visto che parliamo di abitazione, ma perché non facciamo i bandi in maniera più trasparente? Perché non li rendiamo? Perché sennò non lo vince più l'amico dell'amico, no? Non c'è l'accessibilità, il portale non è accessibile. Vabbè. Per esempio, pigliamo un caso, ci sono molti cittadini che non fittano perché hanno paura che poi non rientrano, perché non vengono pagati i fitti, eccetera, eccetera, al di là se sono alti o bassi e roba di questo genere. Abbiamo chiesto, ma fate un fondo di garanzia pubblica, ok? Che è trasparente. Che è trasparente, va bene, a rotazione, va bene, in maniera tale che uno si sente portato. Cioè, voi avete fatto questa richiesta? Ma sì, ma abbiamo fatto dei punti precisi, ma non ci risponde mai nessuno. Non rispondono. No, per queste persone dovrebbero rispondere, sono pagate da noi, via fora. No, dovrebbero. No, scusi, perché mi sembra che non siano i soldi che arrivano dal cielo, sono i soldi dei cittadini, i loro stipendi. Nadia, vai Nadia. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Come va intanto? Abbastanza bene, dai. Sono contenta. Ascolta, volevo dire al Presidente che c'è gente che ha i soldi, può costruire, può fare. Gente che non ne ha deve stare alle regole. Io 8 anni fa avevo chiesto col piano casa per fare una casa sul mio terreno e potevo farlo. Nel tempo, negli anni, dopo 2 o 3 anni, la regione ha cambiato che nell'ente Parco del Sile non si può costruire. Dopo mi vedo che costruiscono, sempre nell'ambito del Parco del Sile, un distributore intergenziale a 200 metri da casa mia. Mi vedo di là del Sile, ai mulini Mandelli, cosa stanno facendo. Allora, cosa c'è sotto? Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie guerriera, grazie. Via fora, come commentiamo la telefonata di Nadia? Io per farmi una casetta mi hanno detto di no, però il distributore è andato a buon fine e non solo. Non ho parole, nel senso che cosa gli dici? Bisognerebbe chiedere a qualcuno di intervenire. Noi non abbiamo la forza, poi i cittadini sono soli. Io dico una cosa, che c'è anche un problema nostro, non ce l'ho io come Sunia, perché mettere insieme le persone, farle mettere insieme e portarle anche in regione per chiedere finalmente che si apra un tavolo serio di discussione su tutto questo problema dell'abitazione, le persone non vengono. Perché quelli che abitano nelle case popolari, la maggior parte sono persone anziane e non si muovono, moltissimi non vedono, come si chiama, questa questione come una questione che possa smuovere. Eppure qualcuno dice che va tutto bene, che non ci si può lamentare via fora, che il territorio è un territorio servito, sei curato, coccolato. Io ho avuto una persona che nella carta, qui era seduta dove c'è il capitano, nella carta aveva 9 persone che la seguivano, una persona che ha tentato 2 volte il suicidio, completamente sola. Nella realtà lei ha detto: qui davanti non ho nessuno, sono mesi e mesi che non ricevo una telefonata, ma nella carta ne ho 9 che mi seguono. Vladimiro da Rovigo, poi devo andare in pubblicità assolutamente. Vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao intanto. No, prima ho ascoltato tu, chiamiamo duetto assieme al signore del Sonia, no? E mi ha, come dire, ispirato un pensiero, no? Cioè, il signore della Sonia che parlava del ponte sullo Statuto di Messina, che del contrario, eccetera, eccetera, legittimissimo, no? Che ti ho detto, però è vero che la gente lì in Calabria, in quella zona lì,
si oppone, chiede cambiamento, ma dopo alla fine non cambia nulla, perché le persone che guidano le amministrazioni, la politica, via parlando, è sempre gli stessi. In effetti è vero, perché finché il tuo ospite parlava del ponte, mi veniva da ripensare i decenni passati, quando c'era in costruzione l'autostrada A3 da Salerno fino a Reggio Calabria, no? E a quanti cantieri, varianti dei cantieri bloccati, cioè di mangiare una marea di miliardi di soldi. Aspetta, fermo, poi rispondiamo. Prego, Vladimiro. Se lei è democratico mi lascia finire, se no mi metto giù per la legge. No, tranquillo Vladimiro, sai che ognuno parla. Ecco, no, e allora, come dire, in effetti, guardando quello che c'è adesso, come dire, non è cambiato molto là in Calabria, ma uguale anche te la partita che c'è nella zona del Bizziere del Sud e Campi Flegrei, no? Che lì insomma si prende la battuta lì è dal tempo dell'impero romano, che sa che lì è una zona che sta a Pompei lì, per dire, no? Ma ugualmente la classe politica, la classe imprenditoriale, eccetera, eccetera, è sempre quella. A me mi è impressionato che guardare alcuni servizi questi giorni qua, no? Che la protezione civile della zona andava. La gente, cioè, mentre qua da Neadio, ma anche in Emilia Romagna, che persone si arrabbiava perché non funzionava bene e si è mosso loro, lì la gente protestava perché doveva fare o non poteva fare, via parlando. Mi è venuto in mente quando che gli alpini e la protezione civile di Veneti sono andati giù col terremoto dell'Irpinia, che le persone che dicevano no, se femmina, non fai nulla, perché dovremmo farne altri nelle nostre maniere. Cioè... Grazie Vladimiro, devo chiudere perché devo andare in pubblicità, devo salutare gli ospiti. Anche noi nel nostro territorio non ci facciamo mancare niente in materia di questo, perché un po' di aria fresca dappertutto non farebbe male, anche se qualcuno continua a insistere che si va bene. Ecco, io penso invece che l'aria fresca veramente dovrebbe cambiare e far vedere le cose che non vanno. Allora, capitano, come ci saluta, perché sono proprio in chiusura? Ma intanto ti ringrazio per averci invitati, me e l'ultima nota del caro Luca Romeo. Tornando al discorso iniziale nostro, ragazzi, facciamo sport che aiuta tutti, aiuta il cittadino singolo, aiuta il bambino, ma aiuta la comunità. Ma ci sono politici che vengono a vedervi, amministratori, quando fate le partite? Noi quando giochiamo a Salgareda, bene o male, quelli del comune vengono tutti a vederci, quindi siamo una piccola isola felice. Quando vi spostate? Là è più difficile, perché noi andiamo in tutta Italia, è più difficile, però in alcuni campi non c'è praticamente nessuno che guarda e lì è brutto. Giocare quando non c'è nessuno che ti guarda è brutto. Capito? Eravamo l'altro ieri a giocare, eravamo in 6 che ci guardavano, 4 erano dei nostri, quindi locali non c'era nessuno e secondo me non è corretto. Hai fatto bene a dirlo, capitano, perché bisogna anche dire le cose. Il capitano Valerio Del Ben, che fa capire che forse adesso arriva primavera, uscite di casa, portate i ragazzi a vedere, perché veramente sennò non ne possiamo più, non possiamo lamentarci dei ragazzini sopra le righe, se poi noi iniziamo fin da piccoli a fargli capire che i percorsi sono diversi. Grazie capitano Valerio Del Ben. Via Fora, come commenta la telefonata allora del nostro Vladimiro da Rovigo? Veloce, poi ci salutiamo. Non è vero che il MOSE è costato più dell'autostrada, tanto per capirci, no? Il problema riguarda tutto il paese, non è che c'è una parte più virtuosa e una parte meno virtuosa. No, come ha detto lei. Per esempio, faccio un esempio banale, si è discusso molto del fallimento della Banca Etruria. In Veneto si è discusso del fatto che due banche, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, hanno bruciato 15 miliardi di risparmio dei veneti. Non ne parla nessuno. Tutti muti, tutto andava bene. C'è dunque un problema di trasparenza e di regolarità in questo paese, nella gestione del territorio, nelle politiche abitative, nelle politiche economiche. Un ulteriore esempio: quante aree industriali dismesse abbiamo che potrebbero essere recuperate per produrre per esempio energia? Vabbè, c'è qualcuno che se ne occupa,
Chi paga quello spreco? Chi spiega cosa vuol dire comunità energetica che dovremmo fare? Gli amministratori la spiegano, chi è che spiega, e poi siamo sempre noi che sbagliamo. Sbagliamo a votare, sbagliamo a non andare, sbagliamo tutto sempre noi. Sbagliamo a non andare. Però se andiamo, capite bene che se abbiamo questa legge elettorale che non cambia, ci troviamo i listini bloccati, vanno su sempre i soliti. Allora se non andiamo, non andiamo. Se andiamo, ci ritroviamo le persone che hanno deciso le segreterie e nessuno cambia. Però bisogna andare a votare, questo però bisogna andarci, perché delegare poi significa che qualcuno sceglie per noi. Oramai tra l'altro chi viene eletto non si preoccupa di quante persone vanno a votare, anzi meno vanno a votare più il controllo è totale e tutto rimane fermo. Grazie veramente ai miei carissimi ospiti, a Emilio Viafora, segretario regionale Sunia Veneto, grazie a Valerio Del Ben, capitano squadra di basket Saigator, Saigareda, ma con questi nomi stranieri bisogna sempre mettere qualcosa, mettiamo italiano perché sennò a casa poi cosa vuol dire? Saigareda vuol dire pubblicità. Prima di passare ai graditi ospiti abbiamo Antonio da Padova. Ciao Antonio. Buongiorno Mirella, buongiorno. Ecco, io prima che arrivano i vostri ospiti voglio dire la mia sull'inquinamento. Noi Mirella abbiamo città costruite nel Medioevo, anche prima, anche nel 1000, anche anche nel 100 d.C., città comunque molto vecchie, ma allora giravano i cavalli. Perché nel 2025 ci sono ancora queste città fatte nel Medioevo, anche prima, che abbiamo macchine, pullman, autobus, treni? Ma io dico una cosa, se si parla di inquinamento va bene, perché io a Padova, per andare a Padova e parcheggiare in un posto ci metto un'ora e mezza, non trovo parcheggio e giro anche un'ora per cercare un parcheggio, e c'è l'inquinamento. Se c'è l'inquinamento facciamo le macchine elettriche, vabbè, fai anche le macchine elettriche, ma il casino delle macchine ci sarà sempre. Ma perché non si adattano le città al 2025 anziché lasciare le città ancora all'era del Medioevo? Le vie sono strette, non ci sono parcheggi sotterranei non ce n'è. Ma allora dico io, se c'è inquinamento c'è un motivo, è perché ormai le città non sono più vivibili. Allora slargate le strade, cavate via delle vecchie case e slargate le vie, fate in modo che le macchine possano girare. No, niente, Dio Carlo. Quindi praticamente, diciamoci la verità, vogliamo la botte piena e la moglie ubriaca. Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Antonio, adesso vi presento i due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza l'avvocato Fabio Maggio, vicepresidente della provincia di Treviso. Buongiorno, Forza Mirella, Italia come appartenenza, spieghiamo bene. Grazie avvocato. Saluto anche il comandante della polizia di Conegliano, il dottor Claudio Malamace. Grazie anche a lei comandante di essere qui per spiegare come sta andando tra questi ragazzini che alzano veramente l'asticella, tra i problemi di traffico, tra l'inquinamento. Certo che anche voi quando vi svegliate al mattino non ce n'è per nessuno, comandante, e come sono andate queste giornate ecologiche, queste sfilate meravigliose, dove devo dire la verità, comandante, ed è la domanda che voglio farle: quando c'è tanta gente che si muove, specialmente di giorno, che c'è allegria, noi non vediamo tanti reati, o mi sbaglio, comandante? Forse proprio l'affluenza delle persone, sapere che se sbagli c'è qualcuno che ti nota e ti può prendere, fa sì che non succeda niente o poco. È così o mi sbaglio? Prego, comandante. Sì, grazie. Intanto buongiorno a tutti. Sì, effettivamente in parte è vero, in parte è così.
perché se le città sono vissute, per chi vuole commettere dei crimini non ha spazio, in quanto è più facile essere visti. E quindi in un territorio dove il senso civico, in un territorio come il nostro, in cui il senso civico è alto, è facile poi che le persone vengano individuate. Però è pur vero che dove c'è tanta gente, insomma, ci possono essere, se non fatti di crimine, però delle intemperanze, e quindi questo è il risvolto della medaglia, e ogni occasione di aggregazione, di manifestazione, bisogna sempre ponderarla e organizzarla al meglio proprio per evitare che ciò accada. Comandante, un'altra cosa importante da capire è, lei ha detto il grande senso civico del territorio, però non è la stessa cosa quando si mettono, escono di casa e si mettono alla guida delle macchine o delle motociclette o anche a piedi. Ecco, non vengono rispettate, la segnaletica è un'opsona, la freccia non ne parliamo, alla rotonda si arriva, chi arriva per prima sembra una gara. Cioè, perché siamo così superficiali senza capire che abbiamo una bomba in mano, che il minimo sbaglio lo paghiamo veramente in maniera molto forte? Cos'è questa me ne frego, gli autovelox non servono, sono delinquenti quelli che li hanno messi, non sono omologati, tutte le scuse pur di correre? Prego. Ma diciamo che è un po' la società che è cambiata e quindi il ritmo è sempre più frenetico. Alcune volte dobbiamo fermarci un attimo e goderci anche un po' la vita, quindi andare con calma, perché spesso appunto la freneticità ci porta anche alla distrazione. La maggior parte di tutti quei comportamenti che lei ha elencato spesso sono anche frutto di distrazioni alla guida causate dalla tecnologia. Mi riferisco all'uso degli smartphone o tablet durante la guida, quindi non si riesce ad essere attenti a quello che si sta facendo e, come ben detto da lei, abbiamo in mano un'arma, perché oggi con le strade che sono rimaste quello che sono e i veicoli che sono cresciuti in maniera esponenziale, i pericoli aumentano e quindi effettivamente il veicolo, se non utilizzato in maniera appropriata, diventa un'arma. Ci sono troppe distrazioni e quello ci porta spesso anche a trasgredire le norme di comportamento. Poi per quanto concerne il discorso degli autovelox, diciamo che il legislatore ci ha messo un po' del suo, perché se tutto questo è accaduto è perché la norma forse non è chiara. Quindi è da tempo che si chiede di attuare delle modifiche. Comunque sembra che adesso siamo in dirittura di arrivo, perché proprio dal Ministero, credo a giorni, verrà fuori una circolare e comunque verranno intanto omologati i primi 12 apparati e poi via via le case costruttrici andranno a richiedere l'omologazione anche per le altre. Diciamo che è una questione meramente burocratica, perché poi le apparecchiature funzionano alla stessa maniera di come funzionavano prima, quindi sono sempre revisionati, quindi la procedura di approvazione comunque è una procedura che è rigorosa quanto quella di omologazione, cambia soltanto l'aspetto burocratico, però questo naturalmente dà adito ai ricorsi. Per carità, è giusto, se una procedura non è corretta o comunque è previsto una omologazione a posto di un'approvazione, per quanto le due cose possono essere simili, o addirittura il Ministero in qualche circolare di chiarimento aveva paragonato i due termini, cioè li aveva utilizzati come sinonimi, mentre la magistratura abbiamo visto che ha ribadito che... Sì, però mi scusi comandante, lei ha ragione e lo ha spiegato anche molto bene, adesso si omologheranno, io sono dell'idea che avrebbero dovuto farlo molto prima, perché il problema prima o poi saltava fuori. Ma noi abbiamo adesso le ultime macchine di ultima generazione che hanno dei videogiochi davanti dove ti dicono che arriva l'autovelox, a che velocità devi andare se vuoi...
Cioè, allora a questo punto io mi domando, ma o capiamo che forse c'è anche qualcos'altro da modificare, perché non si possono più girare con queste macchine che hanno davanti uno schermo che veramente non ti intorpidisce, ti crea una confusione enorme nel momento che, e lei sa benissimo, comandante, che togli lo sguardo dalla strada, in 5 secondi può succedere di tutto e di più. Ma perché si permette questo? Allora a sto punto metto l'autovelox, ecco, con una fatica anche enorme, però dopo ho le macchine che lo segnalo e subito dopo corro come mi piace, perché lei ha detto gli strumenti, ma io sabato sono andata a cena con degli amici, io quello che ho visto non avevano il cellulare, sorpassi doppia linea continua, chi se ne frega, in curva, semicurva, cioè capisce che ognuno si fa, tanto chi è che controlla, comandante? Chi è che mi controlla quando esco da casa e io posso farmi le regole che voglio? Avvocato, cosa dice? Lei è in politica, cioè bisognerà pur cambiare anche queste regole, perché se mi fanno le regole ma poi mi mettono degli strumenti che posso fare quello che voglio, che sono le macchine, tanto chi è che mi controlla alla fine? Prego. Beh, è un tema molto sentito soprattutto dalla provincia di Treviso. Come sai, Mirella, noi da anni abbiamo un programma di guida sicura che è promosso dalla provincia proprio per sensibilizzare alla responsabilizzazione quando si è alla guida, che è un elemento fondamentale al di là delle sanzioni e al di là dei mezzi di coercizione a disposizione delle forze dell'ordine. Dopodiché il codice della strada è stato un po', come dico io, in questi anni strumentalizzato a favore della politica spettacolo, no? Sanzioni sempre di più, sempre più profonde, senza poi però guardare al lato pratico. Ci sono persone che ogni giorno lavorano sulla strada come il comandante, che sono costrette poi a rincorrere la norma di oggi o quella di domani senza però avere effettivamente gli strumenti, e il caso degli autovelux, delle omologazioni è emblematico. Quindi io credo che sia necessaria maggior praticità quando si parla di strade e quando si parla di codice della strada, e forse anche di lavorare sotto il profilo sicuramente della sanzione, ma principalmente della sensibilizzazione alla guida. Noi abbiamo veramente bisogno di persone che quando si mettono alla guida debbano percepire che hanno in mano una grande responsabilità. Oggi noi abbiamo questo dovere e questo compito principalmente. Non sarebbe il caso, come ha detto Gigi Pirollo, che insegna guida sicura con l'ACI, di mettere più ore di guida e togliere il motore che ormai non serve a niente, perché se si ferma la macchina non è che la metti a posto, e cercare di aumentare le ore di guida? Comandante, cosa ne pensa? Ma sì, sicuramente potrebbe essere una soluzione, però come si diceva prima bisogna sempre richiamarsi un po' al buon senso. Uso il termine richiamarsi perché è un qualcosa che tutti noi dobbiamo fare mente locale. Quindi se si usa il buon senso e il senso della misura, sicuramente certi fatti non accadono. Alcune volte, come diceva lei, si corre, si fanno sorpassi per cercare di guadagnare qualche minuto, però effettivamente si guadagna forse pochi secondi, ma si mette a rischio non solo la propria incolumità, ma soprattutto quella degli altri. Quindi per quello il mio appello è sempre, al di là delle norme, quindi che sicuramente è il nostro strumento e ci aiutano a intervenire. Adesso c'è stato il caso degli autovelox, ma ci sono tante altre norme del codice della strada che da anni aspettano i decreti attuativi e che quindi noi non riusciamo ad attuare, quindi poter fare i controlli. Però al di là di questo sono d'accordo con l'avvocato Maggio che la sensibilizzazione e il buon senso di tutti gli utenti della strada. Sì, però comandante, in attesa che questi bambini o ragazzini crescono sensibilizzandoli alla guida sicura, cosa ne facciamo degli altri? Abbiamo sentito anche quel ragazzo che era stata ritirata la patente, cosa ha causato, ecco, addirittura è pirata della strada e poi con diversi precedenti penali. Capisce, comandante, che per la persona per bene, che magari basta che ne trovi uno nella vita di deficiente che ce l'ha per tutta la vita, e che dobbiamo fermare questi. Non si possono continuamente avere questi esempi che abbiamo sentito anche ieri di persone che se ne fregano altamente del prossimo. Avvocato, qui bisognerà pure intervenire. Sono d'accordo con te, ma oggi abbiamo uno dei codici della strada, ma il comandante lo confermerà, più duri in
termini di sanzione, io credo, d'Europa. Abbiamo sanzioni pesantissime per chi guida sotto il consumo di alcol e di stupefacenti, corrette, giuste. Abbiamo sanzioni molto pesanti per gli eccessi di velocità e comunque per le scorrettezze e per le condotte illecite alla guida. Io credo che abbiamo fatto la parte, diciamo, del bastone. Adesso dobbiamo lavorare sulla parte della carota, no? E sulla parte della sensibilizzazione fin dai primissimi anni dell'istruzione. Introdurre per esempio la possibilità che all'interno delle scuole elementari e medie si cominci già a discutere di sicurezza stradale, credo che sia fondamentale e potrebbe essere una proposta da implementare, perché, ripeto, oggi noi passiamo gran parte del nostro tempo della giornata alla guida e è necessario sensibilizzare soprattutto i più giovani, che sono purtroppo i protagonisti di spesso eventi tragici. A Pederobba abbiamo avuto 2 incidenti uno dietro l'altro questa settimana proprio sulla strada Feltrina, che è la strada che attraversa il nostro comune, e tutti e 2 molto probabilmente gli accertamenti stanno venendo condotti ma dovuti a distrazioni. Allora io credo che veramente la parte della sensibilizzazione oggi, dopo soprattutto le recenti modifiche al codice della strada, sia quella fondamentale, perché se no, se pensiamo di vincere la sfida della sicurezza esclusivamente a colpi di emendamenti, andando ad aumentare ancora di più pene che sono già tra le più severe in Europa, ecco, io credo che forse facciamo un errore e non risolviamo il problema. Allora guardiamo anche questo video che è molto importante, questa protezione alle barriere stradali che veramente faremo vedere il 13 di aprile nel parco del Sile, per capire quanto è importante avere la sicurezza nelle strade. Vorrei sapere anche cosa ne pensa il comandante Mallamaccia e poi anche l'avvocato Maggio di questa imprenditrice che ha creato questo, vedete, sembra un materasso ma che salva la vita. È un'imprenditrice del nostro territorio, l'ha portato qui a Sveglia Veneti, è stato omologato e tutto a norma e veramente può, prima di sbattere questo controcorpo contundente, c'è questo materasso che si apre e che ti salva. Cosa ne pensa, comandante? Sicuramente qualsiasi presidio infrastrutturale sulla strada aiuta. Lo abbiamo visto quando si è creato, proprio partendo dalla provincia di Treviso, il progetto rotatorie, quindi gli incidenti sono diminuiti tantissimo, quindi c'è stato un effetto sicuramente positivo e quindi reputo che oltre al controllo, che naturalmente non può essere capillare dappertutto per ovvie ragioni di risorse sulla strada che non sono infinite, sicuramente la parte forte la fa chi investe nell'infrastruttura e questo ci sono molte amministrazioni che sono lungimiranti, noi diamo spesso questi consigli come per esempio gli attraversamenti protetti e illuminati, le rotatorie, il restringimento di carreggiate in alcuni punti dei centri cittadini proprio per permettere agli automobilisti di rallentare, quindi magari con anche dei sistemi di mitigazione naturalmente non tanto del traffico ma quanto della velocità, e quindi questi sono sicuramente effetti che poi sull'automobilista incidono tantissimo e sicuramente questi dispositivi si rivelano anche più utili rispetto ai controlli. Allora, oggi la Presidente Giuseppina Cassaniti, Presidente e familiari italiana vittime della strada, è proprio a Roma assieme ad altre associazioni per capire cosa fare proprio per la sicurezza stradale e come intervenire, perché queste associazioni sono stanche di non essere ascoltate, sono ascoltate in parte, tanto è vero che l'obbligatorietà dell'airbag sulle motociclette, ecco, si sta cercando di portare queste firme in Europa perché qui in Italia non è stato ascoltato, eppure abbiamo raccolto più di 55.000 firme e adesso saranno anche di più di 60.000, saranno aumentate. Il 5 di aprile ci sarà questa
serata alla discoteca Anima, che ha messo a disposizione Veneraldi per la raccolta delle firme, perché qui non se ne può più. Queste famiglie che perdono i loro figli, per queste famiglie, per questi genitori è un dramma incredibile. Le pene che vengono applicate sono a dir poco irrisorie. 2 morti, 7 anni, se ne fa 1,5, sono tanti. Ecco, abbiamo avuto Barbara Rizzotto l'altro giorno, Barbara che ha perso la figlia e la nipote, ecco, 2 bambine rimaste orfane. Dico, ma questo qua, dice Barbara, avevo anche già procuratore Foiadelli, se prende 7 anni almeno che siano 7 anni fatti tutti. A me non me ne frega niente dell'ergastolo, tanto mia figlia e mia nipote non torneranno più, però se la pena è di 7 anni, questi 7 anni devono essere fatti, non ci dovrebbe essere sconti di pena, buona condotta, i 7 anni vanno fatti tutti. Prego. Ma allora, la certezza della pena è un tema, diciamo, che riguarda non solo purtroppo le vittime della strada, ma come sai tutto il sistema penale italiano, che oggi prevede diversi incentivi e comunque diverse soluzioni che consentono, diciamo, uno sgravio di pena a chi commette determinati reati e solo determinati reati. Quindi sicuramente la certezza della pena è un tema. Ripeto, oggi noi abbiamo delle norme molto severe in tema di codice della strada, e quello che però manca, io credo, sono proprio, ripeto, responsabilizzazione e presidi. Facevi prima riferimento all'airbag per i motociclisti, che è ancora sorprendentemente un presidio non obbligatorio. Cioè noi rischiamo veramente di guardare, come si suol dire, al dito e non alla luna, no? Cioè rischiamo che con l'idea di dire alle persone che mettendo le pene si risolve il problema delle vittime della strada, non guardiamo invece a soluzioni che potrebbero davvero salvare delle vite come questa. Allora, questo è un tema. C'è poi il tema dei limiti automatici delle automobili, cioè oggi noi abbiamo delle tecnologie che consentirebbero pacificamente il rispetto dei limiti di velocità su tutte le strade, quantomeno quelle urbane, che sono quelle dove si verificano in buona sostanza gli incidenti più severi. Quindi se voi oggi andate in qualsiasi città europea e noleggiate un monopattino elettrico, per esempio, in determinati tratti la velocità del vostro monopattino è calcolata da un satellite e vi viene impedito di andare oltre un determinato limite. Stiamo parlando di monopattini, no? Allora, per esempio, studiare nelle città, nei centri urbani, un meccanismo per il quale le macchine non possano oltrepassare il limite dei 30, 40, 50, allora forse potrebbe metterci nella condizione di preservare alcune vite, no? Allora, queste sono le soluzioni che devono essere adottate, non solo, ripeto, l'aggravio delle pene, perché nasconde un problema, secondo me. Allora, sentiamo anche il comandante Malamace come commenta soprattutto questa tecnologia assieme alla ricerca, che ci hanno veramente messo a disposizione degli strumenti che possono salvare le vite, però come dice giustamente l'avvocato Maggio, non è obbligatorio, perciò chi se ne frega, ma è così anche per le cinture di sicurezza sul retro della macchina. Voi vedete che se le mette qualcuno, pochissimi. Perché siamo così? C'è un cambiamento epocale, dovrebbe prevedere anche un cambiamento sociale di tutta la comunità. Cioè, perché stiamo parlando di vite? Ma chi se ne frega, chi se le mette? Perché non si mettono ancora adesso? È inutile che ce la raccontiamo. Allora, comandante, poi se li fermate e mettete la sanzione, è colpa vostra. Ecco, guarda cosa fanno e perché mi fermano. Prego, comandante. Sì, allora per quanto riguarda i dispositivi tecnologici sono d'accordissimo. Io ho avuto anche modo di interfacciarmi con l'amministratore delegato di una casa automobilistica importante, naturalmente non faccio il nome per ovvi motivi, il quale ha sviluppato dei sistemi in tal senso, quindi dice noi li abbiamo pronti, come anche il sistema di oscuramento del cellulare quando si sale in macchina, quindi sono tutti dispositivi elettronici che
sono stati testati e che si utilizzano magari in altri stati, però in Italia ancora no. Naturalmente hanno fatto un'indagine di mercato e se loro mettessero in atto questi dispositivi avrebbero delle ripercussioni a livello commerciale. Quindi questo amministratore delegato dice: noi ce li abbiamo pronti, basta che lo Stato italiano emani una normativa dove obbliga tutti ad attuare questi dispositivi e per noi non c'è nessun problema. Se lasciamo invece alla discrezionalità, naturalmente poi subentrano dei problemi di concorrenza sleale e comunque ripercussioni a livello economico. Ma il limitatore, per esempio, all'interno delle autovetture è una cosa semplicissima, tra l'altro, quindi non è che serve studiare chissà cosa, già c'è. Io per esempio ho un'autovettura che nel momento in cui ha un'avaria registra un'avaria al motore, che può essere semplicemente anche il livello basso dell'olio, automaticamente si attua un limitatore di velocità proprio per preservare il motore stesso e mi indica che devo andare al più presto presso un'officina. Quindi io posso accelerare quanto voglio, ma il veicolo più di 40 km/h non Sì, ma riesce. capisce, comandante, che se non mettono l'obbligatorietà non andiamo da nessuna parte, perché siamo un popolo così, non c'è niente da fare. Io ho citato, ecco, quella volta che mio marito tanti anni fa è andato in Svizzera, dove c'erano i bambini con la mantellina bianca di 6-7 anni con la paletta che dirigevano il traffico e tutti si comportavano benissimo, e stiamo parlando di una vita qua prendono non solo il bambino, prendono tutto e portano via tutto, perché siamo così, comandanti, siamo un popolo così, un popolo che vuole farsi le proprie regole e ognuno comanda, ecco, come fosse a casa sua, e invece il rispetto per gli altri dovrebbe avvenire prima di tutto. Gianfranco Valeri, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. E buongiorno all'avvocato e buongiorno al comandante. Ecco, mi rivolgo prima all'avvocato. Avvocato, qui in Italia è difficile fare le riforme, ma ne hanno fatto una peggio dell'altra quelle che le hanno fatte, specialmente quella della provincia. Quando le province erano province, avevamo le strade a posto, avevamo tutto in ordine, le scuole. Adesso non mi dica perché il vicepresidente dirà da parte della provincia, ma non ha neanche mettere il paragone come era prima. Ecco. E poi mi rivolgo al comandante. Comandante, ecco, perché per risolvere tanti problemi, noi una volta iniziavamo davanti alle scuole, c'erano tutti i vigili urbani, si chiamavano, non si chiamava polizia urbana, si chiamava vigili urbani, si parlava con i ragazzi, si diceva, poi c'era molta più presenza fisica sulla strada. Lei ha detto questione di risorse, ma il codice della strada lo prevede, il legislatore ha previsto bene il codice della strada, che tutti gli introiti delle contravvenzioni devono essere messi per il potenziamento delle forze dell'ordine, e questo non si fanno certe cose. Lei non ne può niente, ma il legislatore anche qui sta sbagliando, ci vuole più presenza fisica sulla strada, la divisa è un deterrente e la gente tira, e poi quando si fa la sanzione non è solo la sanzione, ma la predica per questo, per l'altro, perché ha sbagliato. Quando arriva a casa una multa con l'autovelo, cosa gli dice? Il postino che gliela porta e basta, non si spiegano niente queste cose. Volevo il vostro parere, buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie Gianfranco. Allora, chi risponde per primo, avvocato? Il cittadino mi trova perfettamente d'accordo, perché come purtroppo spesso accade, in Italia si fanno le riforme sotto la spinta dell'emotività, e allora un presidio di democrazia come le province, ancora, che era ed è oggi un presidio ancora sentito dai cittadini, è stato spogliato di democraticità, è stato spogliato di competenze, è stato spogliato di denari, e oggi purtroppo se ne vedono i risultati. I cittadini vedono meno servizi, vedono meno efficienza, e non certo per colpa delle province, per colpa di chi ha deciso dall'oggi al domani di eliminare un presidio di democrazia come le province. Io mi auguro e spero che questo presidio sia presto ristabilito, non tanto a favore Quando di si chi dovrebbe oggi... votare per le province, avvocato? Guardi, per le province, intendi per le Sì. elezioni provinciali, si dovrà votare il prossimo anno, però il vero tema è capire se le province torneranno a essere un ente di primo livello e quindi con elezione diretta dei cittadini. Io credo che questo sia un passaggio doveroso, per ammettendo da parte
appunto del presidio nazionale, che all'epoca il governo che fece la legge fece un errore madornale, e si ritorni di nuovo a trovare nella provincia quel ente che torna ad essere riferimento per i cittadini, ma soprattutto anche ente di coordinamento tra i comuni e il livello regionale. Mi scusi avvocato, ma devo dirglielo, ma non è che noi siamo stanchi di andare a votare? Allora quest'anno andiamo per le regionali, anche delle amministrative, il prossimo anno le provinciali, ma quanti soldi sprechiamo per andare a votare? Soldi che dovrebbero andare in tasca a questi italiani che non ce la fanno Però, più. Mirella, veramente è una cosa io e te incredibile. spesso siamo d'accordo, in questa volta non sono d'accordo con te. Io invece sarà per quel banco alimentare, ma guardi, sai perché? Mamma mia. Perché oggi i problemi che noi sperimentiamo nelle province sono proprio dovuti al fatto che i cittadini non hanno eletto direttamente i loro rappresentanti, perché se avessero eletto direttamente i loro rappresentanti avrebbero qualcuno a cui Sì, ma siccome andiamo a votare quest'anno, perché noi inseriamo anche le province, dobbiamo aspettare il prossimo anno, avvocato? Purtroppo non dipende da noi, perché se qualcuno facesse la legge saremmo pronti ad andare a votare perché veramente a settembre è una o a cosa, ottobre se o lo a dico ai novembre. partiti, al governo, scusateci, ma io che ho un banco solidale come tantissime altre persone, forse i soldi dovrebbero essere impiegati in un'altra maniera. Andiamo a votare, votiamo per tutto e che sia finita. Io la penso così. Election Day, sono d'accordo con te. Ecco, Luciano da Desenzano, poi andiamo dal comandante. Vai Luciano. Sì, buongiorno Mirella. Buongiorno, salutiamo anche Desenzano dal Garda. Che sole, buongiorno. Niente, io ho 60 anni di patenti in questi mesi. La B, la D, la C, avevo tutto. E dico che i limiti servono poco, Mirella. Ti faccio due piccoli... Ti ho già fatto un esempio lì a Vicenza, cosa mi è capitato. No, ma non ti ricorderai. Niente, con la mia amica vado a Peschiera, faccio la rotonda, vado a sinistra, io metto la freccia, perché il 90% dei guidatori non mette la freccia alle rotonde, e da Verona mi arriva giù un tir vuoto e mi suona, io avevo precedenza, se non freno mi uccidevo tutte e due. E poi mi è capitato altre 50 volte, una Jeep di 50 quintali, metto la freccia, viene, cioè bisogna avere il cervello. L'altra sera, sabato notte alle 2 di notte qua vicino a Brescia, una signora di 32 alle 2 di notte si è schiantata contro un tir. In 50 all'ora ci sono strade che c'è il 50 all'ora, puoi dare benissimo i 70, ci vuole cervello, ci vuole... Grazie caro Luciano, devo correre perché sono in chiusura, vorrei far vedere anche al comandante Malamazzi quell'incidente che è successo a San Biagio proprio l'altra sera. Ecco, è stata una cosa incredibile, e capire se questi mezzi dovrebbero avere delle segnalazioni, perché questo trasportava tonnellate di cemento, la macchina davanti ha frenato, lui non è riuscito a frenare in tempo, le distanze di sicurezza qualcuno diceva dove erano, e poteva venire una tragedia. Ma soprattutto come devono circolare questi mezzi che portano tonnellate e tonnellate pericolosissimi, dovrebbero avere delle macchine davanti, come vediamo certe volte, comandante, ci sono certi incidenti che veramente non riusciamo, ma se capita a uno di noi diventa un problema. È andata bene, per carità, vediamo se riusciamo a vedere il servizio e poi anche commentarlo dal comandante che ne vede tutti i giorni, però anche qua le regole. Ad esempio qualcuno mi dice di chiedere, ma i trattori alla domenica possono correre? Vediamo se è pronto, eccolo qua comandante, lo guardi, lo sente e poi lo commentiamo. 28 tonnellate di tralicci cemento, ovviamente caricate sopra un mezzo che ha la sua massa primaria e un carico da 44 tonnellate massima completa. Ecco, ma questi tralicci poi hanno perforato anche la cabina? Cos'è successo? No, sono traslati in avanti completamente e il colpo stesso ha tranciato la cabina di netto del camion. Per fortuna non sono entrati in cabina, hanno dato il colpo e per fortuna i giunti della cabina si sono tranciati, altrimenti saremmo qui a parlare di altri problemi, perché veramente l'autista altrimenti
staremo qui parlando di una persona che non c'è più. È la cronaca di una tragedia sfiorata, quella che si è registrata sulla Postumia poco dopo l'ora di pranzo, con un mezzo pesante che ha perso il suo carico sull'asfalto. Alla guida un 58enne trevigiano, da 10 anni dipendente della Man Group, azienda di San Biagio di Callalta, che da qui dista qualche centinaio di metri. Antonio Tiveron ne è il presidente ed è stato tra i primi ad accorrere sul posto e lui stesso a rassicurare sulle condizioni di salute del suo collaboratore, portato cosciente in ambulanza al Cafoncello. Ho sentito adesso l'autista, mi ha detto che sta bene, tanta paura, una gran botta, e adesso stanno finendo gli ultimi accertamenti, ma sta bene, perlomeno fisicamente sta bene. Mi ha spiegato la dinamica. Lui ha detto che davanti di lui la macchina del postino ha frenato di colpo e ha girato a destra, e lui non è riuscito praticamente a frenare prima, ha già dovuto frenare di colpo, e quindi il carico gli si è traslato avanti. E infatti mi ha chiesto: è ancora lì la macchina del postino? Ho detto sì, guarda, adesso qua ci sono il comandante dei vigili che lo sta intervistando. Sul posto, accanto a polizia locale, carabinieri e anche i vigili del fuoco, a loro con l'autogru è toccato il delicato compito di sgomberare la carreggiata e mettere in sicurezza l'area. Traffico deviato sulle laterali, con la situazione rientrata nella normalità solo nel primo pomeriggio. Allora, comandante, a lei questa spiegazione, ecco, come girano questi mezzi, andava veramente, ci dovevano essere anche delle macchine che seguivano, perché qualcuno ha detto qui i conti non tornano, prego. Ma allora, quando si vedono dei veicoli che seguono, anticipano un convoglio, si parla di scorta tecnica, e quella è dovuta soltanto per i trasporti eccezionali o comunque in condizioni di eccezionalità. Naturalmente le normative sull'autotrasporto sono abbastanza rigide e prevedono, insomma, in determinati casi proprio che ci sia la scorta. Evidentemente questo non era un caso di quelli in cui era prevista la scorta, però sicuramente se c'è stato questo scivolamento del carico, mi viene da pensare che gli accorgimenti di assicurazione del carico non erano sufficienti per evitare quello che è successo. Quindi anche una brusca frenata non deve essere conseguenza di perdita del carico dall'automezzo. È andato bene che non ci sono stati altri coinvolti, soprattutto per il conducente stesso, che poteva rimanere schiacciato da quelle travi. Per rispondere invece al cittadino di prima, sì, sono d'accordo con la presenza. È vero che ci sono i fondi delle sanzioni a codice della strada, parte può essere utilizzata per il potenziamento, però potenziamento non significa assunzione di personale, perché facciamo i conti con i limiti di spesa per il personale e un comune anche quindi con la disponibilità di fondi non può spenderli oltre un certo limite per assumere del personale. Ecco, forse qui la normativa effettivamente è ora che cambi, soprattutto per alcune categorie per alcuni lavori, come può essere il nostro, quello delle forze dell'ordine, ma anche i vigili del fuoco, i sanitari, che questi limiti, insomma, vengano rivisti, perché effettivamente paghiamo sulla nostra pelle appunto il fatto di avere poche risorse sulla strada. Nelle scuole concordo, sì, siamo presenti dove possiamo, dove no ci sono i nonni vigili che fanno un eccellente lavoro. Sicuramente, come diceva appunto l'avvocato Maggio prima, bisogna incentivare e rendere obbligatorio l'educazione stradale nelle scuole, e quindi questo sistema anche di sensibilizzazione, perché ricordiamoci che poi i piccoli sono veicolo di informazione e, permettetemi di dire, tra virgolette, anche di educazione verso gli adulti, perché appunto danno l'esempio, e invece ancora oggi si lascia alla discrezionalità degli insegnanti oppure dei dirigenti scolastici. Noi siamo molto attivi nelle scuole, abbiamo un nucleo che si occupa proprio di sensibilizzazione alla legalità, oltre che di educazione stradale, però facciamo tanto, facciamo anche delle passeggiate didattiche in città, specialmente con i più piccoli, per far vedere come si sta sulla strada, come bisogna camminare sui marciapiedi, come si attraversa, eccetera, eccetera.
però non basta, effettivamente forse un'obbligatorietà contribuirebbe ad aumentare la utilizzazione. Sono convinta anch'io che ci vuole l'obbligatorietà per il popolo italiano. Grazie al dottor Claudio Malamace, comandante della Polizia Locale di Conegliano, di essere stato con noi. Grazie, buon lavoro comandante. Sentiamo come ci saluta l'avvocato Maggio, cosa vorrebbe dire che non ha detto? Ma io quello che dovevo dire sui temi che abbiamo trattato l'ho detto, Mirella. Chiudo con un auspicio che è quello che si riveda veramente una rinnovata sensibilità sulla responsabilizzazione dei più giovani, in modo particolare per quel che riguarda la sicurezza stradale, e speriamo di vederci la prossima volta magari con qualche novità rispetto alle province e alla loro elezione diretta. Grazie anche all'avvocato Fabio Maggio, vicepresidente della provincia di Treviso, politica Forza Italia. Ecco, adesso sentiremo e vedremo se questi partiti che sono al governo abbiano voglia di prendere in mano la situazione italiana, perché così non si può più andare avanti. Questa è la verità, ce n'è per tutti. Decidete cosa fare dell'Italia e del popolo italiano, visto che ci governate. Grazie, pubblicità. Altri graditissimi ospiti, abbiamo in presenza, indovinate chi? Valentina Perin, referente nazionale EMPA Veneto. Eccola qua con una canottiera bellissima. Adottami! Non me. Grazie Valentina, non me, che qualcuno lo voglia adottare Valentina, è sempre meglio specificare, non si sa mai. Saluto anche Tiziano Spigariol, cultore delle tradizioni veneti, che ha portato un cestino di Verdon, radicio nostro famoso. Grazie Tiziano di essere qui con noi, e saluto anche il dottor Bruno Ruffato. Dottor Ruffato, buongiorno, parleremo di medici pediatrici. Grazie di essere qui anche lei, che capiremo cosa sta succedendo in queste mense, cosa stanno dando a mangiare certi bambini, ecco, come vengono i controlli, perché vedere quello che abbiamo visto, queste larve nella pasta, veramente ci ha fatto scandalizzare e sussultare dalla sedia. Grazie anche a lei, dottor Ruffato. Allora inizierei proprio Valentina Perin, perché adottami, perché c'è un problema veramente di animali che devono essere adottati sempre di più, cani, gatti, chi ne ha più ne metta. Che numeri abbiamo, Valentina? Allora, abbiamo dei numeri importanti, ma soprattutto non legati al randagismo, che voglio specificare, fortunatamente da noi non esiste più, non è un fenomeno che c'è, ma abbiamo numeri importanti derivanti da persone in difficoltà che devono lasciare il proprio animale, per cui casi sociali, moltissimi, adozioni sbagliate, per cui vorrei proprio soffermarmi su questo tema, e poi purtroppo situazioni di degrado per le quali le famiglie devono allontanarsi da casa, genitori separati, devono tornare nel proprio paese e quindi devono lasciare il proprio cane o il proprio gatto. Una cosa che ha stupito molto, anche questi cani di grossa taglia, molti dicono sono pericolosi, non vanno tenuti negli appartamenti, bisogna avere anche degli educatori, bisogna capire come convivere con questi animali in famiglia, con bambini. Cosa vuoi dire, Valentina? È così, e è il motivo per cui bisogna scegliere un cane appoggiandosi a un rifugio, fare un percorso con i responsabili del rifugio, fare un percorso con persone, educatori, esperti, perché anche noi abbiamo i molossi o comunque le taglie grandi, pseudo-aggressive, che poi aggressivi non sono mai se sono ben gestiti, e serve comunque essere insieme, per cui la famiglia deve approcciarsi, deve avere delle modalità corrette e deve essere la famiglia giusta per il cane giusto.
Questa è, diciamo, la formula vincente. Abbiamo sentito anche questo bassotto, chi va a pensare che il bassotto può soffocare questa creatura appena nata di pochi mesi, nessuno immaginerebbe, però questo è successo, perciò l'educazione e il percorso da fare con tutti, io dico i cani, con tutti, anche i gatti a delle volte hanno dei problemi, certo. Perciò bisogna capire anche che non hai un oggetto, hai una creatura e devi capire come gestirla. Dottor Rufato, lei cosa dice quando vengono questi genitori con questi bambini, ecco, vi mettono al corrente che hanno questi animali in casa, cosa ci racconta, e poi parleremo di queste mense. Prego, dottor Rufato. Gli animali domestici sono una grossa risorsa per i bambini, perché naturalmente familiarizzare con loro è molto importante, possono essere proprio un punto di riferimento anche a livello affettivo. Ormai anche gli animali domestici entrano negli ospedali e sono una grossa risorsa per i bambini che sono ricoverati. Naturalmente devono essere animali domestici che sono controllati e che sanno appunto come rapportarsi con i bambini. Credo che fondamentalmente la sicurezza anche nei rapporti con questi preziosissimi amici dei bambini stia nell'adulto, insomma, che deve gestirli nella maniera migliore, sia dal punto di vista dei controlli sanitari, veterinari, ma anche relativamente al comportamento, insomma. Quindi sono comunque una grossa risorsa, e vediamo appunto come questi bambini crescono con questi animali, crescono insieme, ed è veramente un rapporto affettivo molto molto bello. Dottor Rufato, e queste mense, adesso passiamo alle mense, quello che abbiamo visto, abbiamo sentito in questi mesi, non è da stare molto allegri, sembra che tutto funzioni bene, super controlli, poi il pezzo di plastica, la larva, chi ne ha più ne metta, non è la prima volta. Prego, dottor Rufato. Devo dire che ci lascia basiti come pediatri quello che si sente dire relativamente a certi controlli o segnalazioni che fanno i genitori, perché le mense che appunto offrono i pasti ai bambini, proprio parliamo di bambini che vanno dalla scuola, dall'asilo nido, alla scuola dell'infanzia, alla scuola elementare, devono essere soggette a controlli, e quindi c'è un servizio di igiene degli alimenti in ogni azienda sanitaria locale che deve sovraintendere alla qualità degli alimenti prima di tutto, ma anche a delle proposte alimentari che sono adeguate all'età dei bambini. È importantissimo chiaramente come mangiano i bambini. Poi c'è anche una linea guida molto importante che la Regione Veneto ha emanato qualche anno fa, che riguarda appunto la sicurezza alimentare, la qualità degli alimenti. C'è poi una parte che è legata anche alla sicurezza, e quindi sappiamo che i bambini che ad esempio hanno delle problematiche sanitarie devono avere un certificato medico che certifica queste patologie, in maniera tale che le mense poi devono proporre degli alimenti sicuri, che ovviamente siano adatti a quelle patologie, quindi devono essere esclusi alimenti che provocano allergie gravi oppure che naturalmente sono controindicati. Sì, ma mi scusi, dottor Rufato, devo correre perché il tempo è tiranno. Ma oltre alle maestre che si sono accorte di questa pasta col sugo, col ragù, non ci dovrebbe essere qualcuno che prima di dar da mangiare a questi bambini verifica questi alimenti che vengono portati, perché ricordiamo che non è che si facciano all'interno delle scuole come una volta, che c'erano queste cucine meravigliose anche nelle SA, di controllare questo cibo, perché vede, io sarei anche un po' stanca che tutti passano il cerino e la colpa non è mai nessuno, ma cosa ci danno da mangiare a questi poveri bambini? Ma perché la pasta col pomodoro o col ragù, se veramente ci sono dei problemi che possono veramente
arrivare e cercare di dare degli alimenti, magari più verdura, più frutta, visto che i bambini, l'abbiamo sentito anche l'altro giorno, tantissimi bambini non mangiano frutta, verdura, legumi, ma perché bisogna andare a cercare sempre di mettere nel piatto una cosa che è a rischio, perché sappiamo che se il sugo non è fresco, abbiamo visto, adesso vedremo. Ecco, possibile che non si possa mangiare verdura e frutta a mezzogiorno, che sia per forza indispensabile mangiare la pasta col pomodoro con ragù? Prego. Come dicevo prima, qualsiasi scuola che propone un menù ai bambini che frequentano deve far certificare questo menù dall'azienda sanitaria che ha un servizio di igiene alimentare. Igiene vuol dire anche che una scuola non è libera di proporre quello che vuole. Poi naturalmente bisogna capire dove nascono questi problemi, perché sappiamo che le scuole che si riconoscono nell'organizzazione pubblica devono rispondere a questo, ma nascono sempre di più dei progetti scolastici che qualche volta bypassano questo tipo di controlli. Poi sappiamo che anche le aziende che forniscono i pasti, qualora non ci sia una cucina in quella scuola che ormai è veramente una mosca bianca avercela lì dentro, devono sottoporsi a dei controlli di qualità, perché se quando arrivano i pasti da questa azienda, una volta aperti, si scopre che addirittura hanno dentro dei vermi, è ovvio che scatta subito un controllo dei nastri. Quindi ci sono diverse problematiche che partono appunto, come dite voi, da una proposta di una dieta corretta che deve essere studiata, ma soprattutto devono esserci anche i genitori, ci deve essere anche un comitato dei genitori che controlla il menù prima che inizi l'anno scolastico, sia dal punto di vista della qualità, cioè l'azienda che fornisce i pasti, ma anche dal punto di vista di come è composto questo menù. E ha fatto bene a dirlo, perché ho avuto un sindaco, appunto una sindaca, e lo dico anche la sindaca di Casale, che aveva fatto un menù veramente nella mensa molto vegetariano. È successo il finimondo con i genitori, perché secondo molti genitori questo menù non andava bene, i figli morivano di fame, non mangiavano. Allora Tiziano Spigariol, tu che te ne intendi di mangiare, qui hai portato questo cestino meraviglioso del radicio verdon, cioè una bella insalata, ecco, non è un bel frutto, forse andrebbe bene, oppure muoiono di fame sti bambini? E cosa rappresenta questa mattina questo cestino di verdon? Prego Tiziano. Allora incominciamo, saluti a tutti e sempre svegli a Veneti, perché mi sembra che siamo abbastanza imbaucai. Questa cassettina di radicchio verdon da Cortel fino al 2000 non esisteva. Nel 2000 la Congrega del Tabaro, grazie alla mia idea, ha riscoperto questo meraviglioso alimento che una volta era consumato ad uso non a livello produttivo sicuramente, ma ad uso non commerciale e quindi di famiglia. Veniva, un po' di storia, veniva seminato un antico manuale del 1540, parla di un radicchio scoltellato ed era questo. Veniva seminato nelle terre perse, si dice, e cioè ai margini delle terre coltivate per i raccolti, quindi capezzagne, filari di vite, addirittura dopo l'ultimo taglio dell'erba spagna, l'erba medica, e quindi serviva così ad uso familiare. Era il primo radicchio fresco di primavera. Tornando ai bambini, i bambini possono nutrirsi tranquillamente, anzi direi è doveroso che consumino radicchio, insalate, frutta, eccetera. Il problema è un altro, che poi se diciamo mangiano questa roba, siccome sappiamo che i bambini devono avere anche
cose sostanziose da mangiare, pesce, carne, pasta, riso, tutti gli alimenti. Se non la mangiano a scuola, sua mamma a casa ha da fare da mangiare. E quindi diventa difficile col fornetto a microonde fare determinate operazioni. Quindi diciamo ancora una volta queste giovani donne che sono mamme di queste altrettanto e più giovani creature fa da buona pasta asciutta a casa, non sarebbe male? Sì, ma è un problema cucinare, quindi diciamo delegano molto alla scuola come perché i bambini si fermano a scuola e fanno il tempo pieno, eccetera. Perché così ho più tempo per me e manco da stare a Rio, eccetera, eccetera. Abbiamo il nostro Livio da Padova, vai Livio! Mirella, ciao. Ciao. E saluto a tutti i tuoi ospiti. Nel malaugurato caso che in queste mense scolastiche si verificasse qualche episodio grave, cioè che un bambino morisse per questi vermi, chi è che risponde? Questo è ci saranno delle responsabilità, ma chi è che risponde? Ecco, grazie. Grazie Livio. Prima di rispondere a Livio andiamo dalla nostra Valentina Perin, perché anche questi animali mangiano. Qualcuno dice purtroppo costa tanto questo mangiare, specialmente diversamente giovani, che ho anche il banco, e ringrazio anche Valentina per aver portato questo ben di Dio, che veramente è stata una manna del cielo per chi non lo può comprare, al Banco Solidale. Non so se riescono a trovare le immagini. Ecco l'importanza anche di capire il cibo, curare anche l'animale, perché è un costo. Come si fa? E voi aiutate anche queste persone, prego. Sì, noi abbiamo un programma sia per gli anziani, quindi le persone anziane in difficoltà nella cura sia veterinaria, perché anche le spese veterinarie sono enormi, che alimentare. Per cui grazie ai comuni, e devo dire veramente molto virtuosi, ci segnalano le persone in difficoltà e queste possono venire da noi a ricevere l'alimento per i propri animali. Ti sosteniamo perché fai un lavoro eccezionale col banco alimentare, e ricordiamo che il banco alimentare aiuta tutti, giusto? Aiuta tutte le persone in difficoltà e li aiuta a 360 gradi, perché appunto anche quando hanno bisogno di cure per il proprio animale, che ormai è parte della famiglia, per cui se non mangia una persona, giustamente non mangia neanche l'animale che è con questa persona. Per cui noi tendiamo a dare del cibo etico, del cibo buono, poco ed etico, poco inteso, non sovralimentare, perché purtroppo si vedono anche cani obesi che camminano e non gli fa bene, non fa bene alla salute, così come non fa bene a noi persone, perché comunque un regime di vita sano e naturale e non sovralimentarsi, anche per loro. Cerchiamo di portarli fuori, cerchiamo comunque il rifugio di dargli uno stile di vita sempre più attinente, vicino alla realtà familiare che poi vivranno. Come sono queste liste per adottare? Ecco, quanti animali avete da adottare? Cercate anche di spingere più cani, più gatti? Com'è la situazione, Valentina Perin? Allora, per i gatti il problema è di ordine, diciamo, pubblico, nel senso che ci sono tantissimi abbandoni di gatti e pochissimi gattili. E qui si apre proprio una parentesi, noi siamo l'unico gattile della provincia ufficiale, ecco, e anche di altre province venete. Fortunatamente si stanno aprendo altre possibilità di gattili all'avanguardia fuori provincia, comunque in Veneto, e io spero che siano questi dei precursori e proprio degli esempi pratici per tanti comuni, per far vedere che c'è questa necessità oggi, così come per i cani c'è la necessità di star vicino alle famiglie, per i gatti di creare strutture per loro, perché in Europa ci sono ormai da tanto tempo, ora anche l'Italia deve mettersi a lavorare bene su questo fattore e anche a microchippare i gatti, perché i proprietari dei gatti devono essere responsabili.
tanto quanto i cani, perché un gatto che gira, sì è vero che il gatto è libero, però se è tuo ne devi essere responsabile per quello che fa, incidenti che possono provocare e tutto quello che va dietro. Insomma. Avete capito il messaggio che sta cercando di dare Valentina Perin? Allora, dottor Ruffatto, ecco, come commenta la telefonata di Livio, ma alla fine chi paga? Lei non è né un giudice né un avvocato, però cosa si sente di aggiungere? Perché sono problemi, certo che quel piatto di pasta rimarrà impresso nelle nostre menti per un bel pezzo. Prego, dottor Ruffatto. Allora, diciamo che incidenti ne sono successi, ma è sperabile che non siano incidenti dolosi, perché sarebbe veramente criminale. Dicevo che in questi casi, qualora chi poi somministra appunto i pasti ai bambini, quindi le mense, e dovesse riscontrare un problema del genere una volta che apre la scatola che viene portata, deve avvisare immediatamente le autorità competenti, le autorità giudiziarie, i NAS, eccetera. Dicevo che appunto la Regione Veneto tiene talmente alla sicurezza alimentare che ha emanato una proprio linea guida con una delibera che tutti possono guardare, perché il titolo è Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica. Tra l'altro la prima pagina, la copertina, è molto bella perché è comprensibile anche dai bambini, è la famosa piramide alimentare, che vuol dire che contiene in maniera grafica tutti gli alimenti che vanno consumati non solo dai bambini ma anche dagli adulti in ordine di importanza. La base è fatta sicuramente dalla frutta, dalla verdura, addirittura è importante consumare la frutta e la verdura di stagione, di qualità. L'unico problema è che costa, perché abbiamo che le famiglie fragili non comprano la frutta e la verdura perché ha un costo importante, mentre le schifezze che vengono proposte dai supermercati e dai discount costano molto poco e sono molto caloriche e nutrono tantissimo, però abbiamo il grosso problema della qualità dell'alimentazione e anche dell'obesità dei bambini. E quindi le regole ci sono tutte, quindi è veramente agghiacciante leggere certe notizie. Quindi, anche perché insomma io sono dell'idea, dottor Ruffatto, che se c'è la volontà di capire che questo bambino ha bisogno di mangiare un po' di tutto, ecco, no, perché abbiamo delle situazioni che io mi domando, ecco, cosa sta succedendo a certi genitori, perché poi abbiamo questa anoressia e questa bulimia che comincia a colpire i bambini di 9 anni. L'ho invitata anche per questo questa mattina, dottor Ruffatto, perché ho avuto un'associazione e sono molto preoccupati di questo calo di età per quanto riguarda l'anoressia. Prego, dottor Ruffatto. Sì, allora è chiaro che l'alimentazione parte da una sicurezza ovviamente degli alimenti che deve essere importante, basata sulla qualità, e purtroppo questa ha anche dei costi. Come diceva il nostro ospite, bisogna anche svegliarsi, nel senso che ognuno è responsabile di verificare quello che arriva nel piatto, quindi i genitori delle scuole, di tutti gli ordini e grado, devono verificare quello che viene proposto. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. C'è questo patto di responsabilità reciproco. Chiaro che poi quando andiamo invece nel problema che tocca purtroppo sempre di più l'età adolescenziale, che sono i disturbi del comportamento alimentare, e quelli devono essere rilevati prima di tutto dalla famiglia, ma ricordiamo che tutti i bambini hanno a disposizione un pediatra di famiglia che fa dei controlli, delle visite preventive quando stanno bene. E bisogna parlare tantissimo di questi aspetti, anche dei disturbi del comportamento alimentare che si nascondono dietro a comportamenti che inizialmente sono un pochettino difficili da valutare, ma che ovviamente non sono così complicati se ci si pensa. Il problema è pensarci. E con il bambino va portato dal pediatra, il ragazzino, non solo quando sta male ma anche quando sta bene. Una visita non fa mai male. Questo è il messaggio che io volevo sentire da lei. Anna Maria da Castagnole, veloce Anna Maria, vai. Sì, sto velocissima. Volevo dire che le scuole qua, le suore di Castagnole, Messiega ha fatto l'asilo, avevano la cucina
e noi mamme aiutavamo, andavamo a portare i dolci. Adesso non puoi più portare un dolce confezionato. Dico, quelli fatti in casa non li vogliono più, vogliono i dolci confezionati. Mia figlia deve andare 3 anni non ha mai avuto problemi l'asilo di Castagnole, mai. Andavamo a fare i crostoli assieme, era tutta un'altra cosa. E poi voglio dire che i bambini è colpa dei genitori se non mangiano la verdura, perché io tutta stamattina in campo che vado a trovare frattocci, radici del corteo e sono io le sarmia, quei grossi. Se voi nei campi che c'è l'oro, si può mangiare tutto, dalle primole alle primole gialle, alle violette, ai fiori di... Anna Maria, guarda che ti ha fatto Santa meglio di no, perché Santi vuol dire che... subito. Però Santa subito il tegadito il nostro Spigariol. Grazie Anna Maria, hai fatto bene a dare questo messaggio. Allora, Tiziano, cosa stai facendo, cosa farai anche prossimamente, prego, e questo radicio, queste erbe primaverili meravigliose che fra poco spunteranno, anche perché abbiamo una primavera precoce, visto che il freddo non si è proprio arrivato quest'anno. Prego. Allora, scherzando, vorrei dire che se il genere umano si sta comportando così, bisogna occuparli tutti quanti. Ma invece, modificando la versione della cosa, volevo dire che i bambini, te voglio tanto ben, vuol dire avere rispetto per i bambini, vuol dire starghedrio in tutti i sensi, sia nell'alimentazione sia poi nei comportamenti, bisogna seguirli, bisogna spendere del tempo con i bambini. Scusa Tiziano, ma la cultura del magnar bene era nostra, la cultura del magnar bene, come che diceva esatto. La nostra e poi, Anna Maria. Sì, ma l'Anna Maria va in giro per i campi a trova roba, investe il suo tempo in quello che poi reinveste in cucina per la famiglia, per i figli, eccetera. Quindi questa qua, per quello ho detto Santa subito, perché è atipica ormai purtroppo in questa società di giovani mamme vestite da gara che va a togliere rosuine. Capito, no? Aspetta, perché Valentina vuole dire una cosa. Allora, magari non devo togliere le rosoline, però le assicuro che io ieri sono andata in un mercatino biologico dove c'erano le signore che vendevano tutti questi prodotti meravigliosi e ho fatto una scelta, quindi scelgo per il mio figlio, per l'ambiente soprattutto, di andare in questi posti a prendere le cose sane. Ma vede, lei che è giovane mi insegna che quante ragazze, posso dire ragazze come lei, spendono tempo per fare queste scelte, questi acquisti, queste cose in maniera oculata, eccetera. È più facile sedersi con le amiche, fumare una sigaretta, bere lo spritz e poi prendere l'insalata in busta che va alla grande e via, no? Ecco, quindi inquadriamo questa cassettina di radicio verdon che è una meraviglia veramente della natura. Dovremmo veramente cambiare tutti i discorsi e i riscontri automaticamente sociali che poi sono rapporto a persona. Per il discorso degli animali, io sono nato con gli animali perché sono nato in campagna e ho sempre avuto cani, gatti e di tutto, ma avrò, diciamo, tra cani da caccia e cose varie, avuto una ventina di decessi per l'età, ovviamente, no? Ma una volta i bambini non venivano morsi dai cani, non erano queste cose, eccetera. C'erano delle culle quasi fatiscenti con gli animali che giravano, oggi vivono in ambienti difficili questi animali, perché gli appartamenti, perché queste robe qua, i monolocali, 2 volte al giorno, se capita, non sono confacenti alla natura stessa dell'animale.
Per cui qua la gente non può trattare l'animale come un giocattolo. Ferma perché il tempo è tiranno. Dove sarai nei fine settimana? Proporrai questo radicchio Verdon? Dove, quando? L'abbiamo proposto perché era la terza domenica di marzo, sempre ormai da 23 anni. 25 anni di promozione del radicchio, l'abbiamo fatto ieri, cioè domenica questa, sotto la loggia dei 300 a Treviso. E poi lo trovate nei campi. Prossima manifestazione quando sarà? Sarà la prima domenica di maggio con cime bianche e cime verdi, cioè gli asparagi. Avete sentito? Dottor Rufato, come ci saluta? Ormai siamo in chiusura. Questa meraviglia, cercare di fare prevenzione anche con questi bambini, portateli dal pediatra anche se stanno bene, una visitina non fa mai male, soprattutto mangiare sano. Prego. Ma io me lo prenoterei per fare un incontro con le mamme, perché penso che le mamme da gara siano quelle che vanno per i campi col tacco 12, quindi è difficile che riescano a trovare le erbette, radicchio, insomma. Grande dottor Rufato, tacco 12. Sempre, sempre. Prego, prego. Quindi sicuramente il messaggio che è passato è quello di dedicare del tempo a questi bambini, soprattutto quando stanno bene, perché la prevenzione si fa prima che il bambino stia male, con un'alimentazione corretta, con i controlli adeguati, e poi dopo arrivano le malattie. Ma le malattie nascono soprattutto perché la vita di oggi veramente è una vita che non va bene. E quindi dobbiamo cercare di ritornare un pochettino alla grande tradizione veneta, che è quella del mangiar bene. È da lì che parte tutto. Grazie, grazie veramente al dottor Bruno Rufato, pediatra. Allora sentiamo come ci saluta Valentina Perin. Ma intanto saluto ringraziando questo pediatra che finalmente dice che possono convivere serenamente animali e bambini, perché molti altri purtroppo invece parlano di allergie, di un sacco di problematiche, quando poi alla fine non è così, non è questo il senso, anzi. Vi saluto tutti, ringrazio Mirella perché come sempre è straordinaria, aspettandovi nei nostri rifugi, Empa Treviso, in Facebook trovate tutto, nel sito trovate tutto. Domenica saremo con i bambini del VIP, comunque con fare questa camminata che ci permette di sostenere e aiutare anche i bambini. Dove? A Treviso. A Treviso? Sì, che i VIP sono questa associazione che va in corsia vestiti da clown. Sì, li abbiamo avuto anche ospiti. Ok, perfetto, e noi saremo al loro fianco, perché poi alla fine quando si fa beneficenza, volontariato, lo si fa per tutti a 360 gradi. Quindi vi aspettiamo domenica, tutti gli eventi che ci sono li trovate in Empa Treviso, e è sempre bello stare qui con te. Grazie, grazie Tiziano Spigariol, che saluto. Gli animali non sono giocattoli. Oh, bravo! Sono cose importanti. I bambini parimenti lo sono di più. Grazie Mirella e sveglia Veneti. Bisogna proprio, come se che ti hai detto, siamo in Baucai, siamo in Baucai, svegliamo, veramente, anche questa è prevenzione, veramente, sì, molta prevenzione, e io vi saluto i miei graditissimi ospiti con queste immagini molto belle di questo radicchio Verdon, e andiamo a pranzo invece con la proposta di Mirella. Zuppa di pesce alla ligure. Generalmente uno dei pesci da inserire nella zuppa è il grongo. Ha un corpo molto allungato, subcilindrico e nella sua parte posteriore compresso lateralmente. La testa, lievemente depressa, ha il muso allungato e un po' appuntito, con la mascella superiore più lunga dell'inferiore. Entrambe le mascelle sono armate di denti ricurvi. Ingredienti per 4 persone: 1,2 kg di pesci vari e frutti di mare che trovate al mercato, 6 pomodori maturi a pezzi, 2 acciughe sfilettate, una cipolla tritata a fettine, 4 spicchi di aglio tritato, 4 cucchiai di prezzemolo fresco tritato, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, 40 grammi di burro,
vino bianco secco, 6 fette di pane abbrustolite, sale, pepe. Tagliate a pezzi i vari pesci. Soffriggete nell'olio il trito di aglio, cipolla, e prezzemolo. Aggiungete i filetti di acciughe. Appena arrosolati, versate la polpa di pomodoro e acqua quanto basta. Dopo circa 10 minuti unite i pesci, nettati e tagliati a pezzi. Potete anche non tener cura dei vari tempi di cottura, se preferite una zuppa molto densa. Mescolate più volte e regolate di sale e pepe. Irrorate la zuppa con il vino bianco e fate evaporare. Nel frattempo abbrustolite le fette di pane e fatele rosolare nel burro. Servite ciascuna porzione in un piatto fondo. E buon appetito!